Nessuno del pubblico? Nessuno del pubblico? Bene, apriamo questa sera la 25esima seduta del Consiglio Comunale di venerdì 25 giugno 2021. Questa sera ci sarebbe dovuto essere anche il pubblico, ma evidentemente nessuno ha avuto l'idea di venire a vedere il Consiglio Comunale. Comunque da questa sera si parte, diciamo così, col nuovo corso e quindi anche il pubblico può partecipare, anche se in forma limitata, ai Consigli Comunali. È comunque garantita il rispetto del principio della pubblicità della seduta del Consiglio Comunale attraverso la trasmissione video e in streaming internet della Tenda TV. Passo la parola al segretario per l'appello. Buonasera. Bagliana Mirella. Casagrande Andrea. Darè Gian Antonio. De Antoni Giulio. De Bastiani Alessandro Giuseppe. De Nardi Barbara. Dus Marco. Sì. Gomiero Maurizio. Miatto Antonio. Pagotto Alberto. Parrella Roberto. Rasera Gianni. È stato sempre giustificato. Rosset Mario. Salezze Silvia. Sant'Antonio Paolo. Presente. Tonon Roberto. Giustificato. Era giustificato. Sì. Assente giustificato. Varaschin Gianni. Bene. Bene. Allora, prima di procedere alla designazione degli scrutatori, come di consueto e come disposto dall'articolo 48 del regolamento, ritengo doverosa una precisazione. Nella penultima seduta consiliare dello scorso aprile avevo iniziato a ricorrere al criterio della rotazione tra i consiglieri per questa funzione che è di supporto al Presidente ed è essenziale nelle sedute in cui si procede a votazione segreta. Mi sembrava opportuno che non fossero sempre i soliti 3 colleghi a svolgere le funzioni di scrutatore e che la rotazione fosse la soluzione migliore. Nella successiva seduta, l'ultima del 27 maggio, un collega però non ha accettato di svolgere l'incarico. Pur rispettando la libertà di ognuno, va però doverosamente ricordato che con la carica di consigliere, oltre ai diritti stabiliti dal capo primo del titolo terzo del regolamento, si assumono anche alcuni doveri, tra cui quello di garantire la funzionalità dei lavori consiliari da condividere in posizione paritaria con tutti gli altri componenti dell'assemblea elettiva, indipendentemente dal cursus honorum pregresso e dal numero di consigliature che si hanno alle spalle. Poiché il compito del Presidente è garantire, oltre alla regolarità, anche la funzionalità dei lavori consiliari, e ritenendo comunque opportuno continuare con il criterio della rotazione senza imporre nulla a nessuno, ho chiesto poco fa ai capigruppo di fornirmi per la prossima seduta la lista dei consiglieri di ciascun gruppo che si rendono disponibili per la funzione di scrutatore. Dalla prossima seduta riprenderemo quindi con la rotazione, mentre per questa procediamo ancora ricorrendo alla generosa disponibilità dei soliti Pagotto, Gomiero per la maggioranza e Bagliana per la minoranza, ai quali va il ringraziamento di tutti noi. Bene,
Nominati gli scrutatori, passiamo alle comunicazioni. Eccoci qua. Allora, la prima comunicazione riguarda sopralluogo in biblioteca civica Villa Papadopoli. Tra gli argomenti sui quali il Comune sarà chiamato a decisioni impegnative, un posto di primaria importanza lo hanno certamente Villa Papadopoli, il suo parco, la rotonda e la biblioteca comunale, che dalla prima metà degli anni 70, ormai quasi 50 anni fa, è situata in quella che fu la pertinenza di servizio della villa. Accogliendo quindi anche i suggerimenti di alcuni colleghi, ho ritenuto che fosse non solo opportuno, ma anche doveroso un sopralluogo a queste strutture per verificarne lo stato, le condizioni attuali e i problemi, che soprattutto per la biblioteca non sono pochi. Proseguiremo in tal modo con quelle che ho definito visite sul campo e che di volta in volta si stanno rivelando uno strumento utilissimo per tutti noi in vista di una precisa e puntuale conoscenza dei principali problemi della città e che affrontiamo poi in aula. Ringrazio il Sindaco che ha dato piena disponibilità al sopralluogo e anticipo che venerdì 9 luglio, in orario pomeridiano, che verrà comunicato, procederemo al sopralluogo. Saranno presenti il dottor Gambarotto, responsabile della biblioteca comunale, e l'architetto Cristina Scalet, responsabile dell'ufficio patrimonio del Comune, ai quali va fin d'ora il più vivo ringraziamento per la disponibilità. Secondo comunicazione, che proviene dall'assessore Caldart. Questa sera, cari consiglieri, trovate sulla vostra postazione una mascherina speciale. Si tratta del primo prodotto del concorso annuale Stimulart Award previsto all'interno del progetto europeo Stimulart. Infatti, il progetto prevede per le 3 annualità un concorso per la produzione di un prodotto creativo. Il primo anno ha visto quindi un concorso rivolto agli studenti. Hanno partecipato oltre 200 studenti e si è aggiudicata il primo posto la studentessa Nora Pagot della scuola media da Ponte, con un'immagine tridimensionale rappresentativa della nostra città. Le prossime 2 edizioni saranno invece indirizzate a creativi professionisti. La mascherina vincitrice è poi stata realizzata dall'azienda ABS Group, eccellenza vittoriese e leader europeo per la stampa su tessuti. Le mascherine sono state consegnate ai dipendenti comunali che hanno rapporti con il pubblico, ai consiglieri comunali e agli amministratori. Vi prego quindi di indossarla perché possiamo fare una foto che verrà messa poi agli atti per la Commissione europea di valutazione del progetto. A Nora Pagot, a ABS Group e a tutti gli studenti che hanno partecipato al concorso vada il nostro plauso per l'impegno profuso. La finalità prima del progetto Stimulart è quella di far sì che la creatività e azienda tradizionale si interfaccino per una proficua collaborazione e crescita reciproca. Questo semplice oggetto ne è la prima dimostrazione concreta. Ultima comunicazione, prima durante la conferenza dei capigruppo, con i capigruppo abbiamo concordato di invertire i punti all'ordine, fare una piccola variazione ai punti dell'ordine del giorno, ovvero il punto 1 va al punto 3 e il punto 3 va al punto 1. Bene, possiamo aprire i lavori dell'ordine del giorno partendo quindi dal punto 3, ovvero... scusate, c'era una comunicazione da parte del Sindaco. Prego, Sindaco. Ormai è una tradizione. Buonasera a tutti. Do i numeri ultimi dell'evoluzione della pandemia. Dall'ultima volta che ci siamo visti, la curva che era in netto decremento ha continuato a decrescere fino ad arrivare a 4 soli vittoriesi positivi. Poi c'è stato 15 giorni fa un incremento improvviso anche a salti dovuto a intere famiglie che si sono positivizzate. Da una settimana lentamente abbiamo ripreso a scendere. Questa mattina eravamo a quota 12, eravamo arrivati a 17. Questo è tutto.
Grazie Sindaco. Allora, partiamo col punto numero 3, fondazione di comunità, trasformazione da onlus a ente del terzo settore e nuovo statuto, presa d'atto. Lascio la parola all'assessore Antonella Caldart e invito in aula l'avvocato Marco Caliandro e il dottor Fantinel, presidente della Fondazione di Comunità, per un breve saluto e l'illustrazione della presa d'atto. Buonasera. Prego. È una bella occasione questa per parlare anche in Consiglio Comunale delle politiche sociali. In modo particolare questa sera vorrei approfittare di questa occasione per fare un breve excursus sulla storia della Fondazione e capire perché arriviamo oggi a questa presa d'atto della sua trasformazione. Allora, la Fondazione di Comunità nasce da una intuizione presente, diciamo, nei piani di zona fin dal 2004, quindi ha una storia lunga, ed è stato quello un momento che senza dubbio ha anticipato un'evoluzione che sarebbe diventata poi strategica per le politiche sociali. Tant'è che oggi si parla proprio di welfare comunitario come un po' del tema che conduce, no? Che guida le politiche sociali. Quindi già nel 2004 nella nostra allora ULSS 7 i piani di zona hanno previsto questa progettualità trasversale per la costituzione della Fondazione. È stato quindi costituito un comitato per la Fondazione, per la costituzione della Fondazione, a cui il Comune di Vittorio Veneto nel 2005 ha aderito, tant'è che in questo comitato, che è stato poi costituito ufficialmente a dicembre 2005, in questo comitato sono entrati 5 comuni, appunto Vittorio insieme a Conegliano, Santa Lucia, Revine e San Vendemiano, oltre all'ULSS 7 e alla Banca del Credito e a Banca della Marca. E l'obiettivo del comitato era appunto quello di attivare la costituzione di una fondazione di comunità dei comuni che rappresentassero i comuni dell'intero allora appunto ULSS 7. Con quale finalità? Quella di migliorare genericamente, migliorare la qualità della vita della comunità locale, in modo particolare promuovendo la cultura della solidarietà sociale. Il concetto che sta alla base della Fondazione è proprio quello di far interagire pubblico e privato in modo da attivare tutte le energie, anche economiche ma non solo, che il territorio può esprimere, in una progettualità condivisa fin dall'inizio, di modo che sia molto più facile costituire questa partnership, finalizzandola alla realizzazione, all'attivazione di progetti sociali a favore di tutta la comunità. Quindi non si tratta di lavorare per singoli comuni, ma di lavorare trasversalmente in base alla progettualità. Bene, il comitato poi ha lavorato, il Comune di Vittorio nel 2006 con propria delibera ha aderito al progetto predisposto dalla conferenza dei sindaci dell'ULSET all'interno dei piani di zona, e è stato così costituito nel 2007 con atto notarile la Fondazione di Comunità della Sinistra Piave per la qualità della vita ONLUS. Bene, successivamente nel 2016 il Comune di Vittorio, così come gli altri 28 comuni del nostro territorio, del nostro distretto, hanno ribadito, hanno confermato, per così dire, a 10 anni dalla costituzione della Fondazione, hanno confermato l'adesione e il sostegno alle attività della Fondazione. Che cosa succede poi? Negli anni la Fondazione lavora, abbiamo qui appunto il presidente uscente Fantinel, lavora con molte progettualità. Adesso non possiamo raccontarle tutte, ma giusto per darvi un'idea mi viene in mente una delle ultime di cui abbiamo parlato, che interessa proprio anche la nostra comunità vittoriese, che è quella del tempo guadagnato
dell'ANFAS, quindi la costituzione di la messa a disposizione di fondi per attivare tutta una serie di attività, ma anche luoghi, allestire luoghi, quindi l'appartamento nello specifico dell'ANFAS, se vogliamo parlare di questo, dove le famiglie di ragazzi con portatori di handicap possano trovare sollievo al loro impegno quotidiano. Un progetto molto importante, molto apprezzato dalle famiglie, dai ragazzi e anche, penso, da tutte le comunità. Chiaro, la sede dell'appartamento è a Vittorio, ma vi afferiscono ragazzi anche degli altri comuni. Bene, poi probabilmente conoscete il famoso decreto legislativo del luglio del 2017 che approva il codice del terzo settore. Con questa nuova normativa viene prevista la revisione e il riordino complessivo di tutta la disciplina vigente in materia di terzo settore, quindi tutte le ONLUS, tutte le associazioni devono rivedere, ripensarsi, e viene con questo decreto legislativo viene ridefinito il perimetro del cosiddetto terzo settore. Anche la fondazione quindi deve armonizzarsi alla nuova normativa e si trasforma da ONLUS, qual è, in ETS, rispondendo allo schema giuridico dell'ente filantropico. Di fatto mantiene la propria finalità, quindi non cambia la finalità prima, che è quella che vi ho esposto prima. Vengono aggiunte due punti. Nello statuto ci sono due novità. La prima, viene introdotta l'assemblea dei donatori, quindi i donatori entrano nell'ossatura della fondazione e l'assemblea dei donatori eleggerà, o è già eletto, forse in questo caso, un membro che poi andrà a far parte del consiglio di amministrazione. Anche i volontari vengono inseriti ufficialmente nella fondazione e a loro volta esprimono 3 rappresentanti nel CDA. Quindi il nuovo consiglio di amministrazione sarà composto da 7 rappresentanti, i 3 dei volontari, 1 rappresentante dei donatori e 3 dal consiglio di indirizzo, quello di cui fanno parte i 28 comuni, l'ULS e la banca. Ok? Bene, allo stato dell'arte è che appunto il CDA precedente è andato dal notaio, adesso mi manca la data, sono andati dal notaio e si sono trasformati in fondazione ETS, quindi da ONLUS in ETS con questo nuovo statuto. Lo statuto acquisirà piena attuazione nel momento in cui la fondazione sarà inserita nel famoso RUNTS, che non è una parolaccia, ma è il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che non è ancora stato attivato dal governo. Nel momento in cui verrà attivato vi entrerà a pieno titolo. Che altro dirvi? Quindi il Consiglio Comunale cosa viene chiamato a fare questa sera? A prendere atto della trasformazione della fondazione da ONLUS in ETS, a prendere evidentemente atto del nuovo statuto che trovate allegato alla delibera. Poi ribadiamo la condivisione del progetto e il sostegno del nostro comune alla Fondazione di Comunità Sinistra Piave ETS, riconoscendone la grande valenza sociale e culturale e gli ottimi risultati raggiunti negli anni, e rinnoviamo l'impegno del nostro comune a favorirne e promuoverne l'attività quale strumento strategico di lavoro, leggo il punto 4, finalizzato a consolidare la cultura della comunità che si fa carico dei propri bisogni e promuove iniziative di solidarietà in tutte le sue forme, anche innovative, evidenziando la necessità di un supporto strutturato, organico alle progettualità evidenziate e che si andranno a declinare in ogni singolo comune. Inoltre si dà mandato al sindaco per la sollecita individuazione o conferma di un assessore o consigliere comunale quale referente nei rapporti con la fondazione per conto dell'amministrazione comunale.
Ecco, l'avvocato Caliandro, che è stato componente del precedente CDA, ma lo sarà anche del CDA entrante, è qui non solo come rappresentante del CDA, ma anche perché professionalmente, insomma, ha ben contribuito alla stesura del nuovo statuto, quindi ci può dare qualche delucidazione se avete eventualmente dei dubbi. E poi avevamo piacere avere il presidente uscente Fiorenzo Fantinel, perché in questi lunghi anni, tanti anni di storia della Fondazione, penso che sia giusto rendergli atto del lavoro incredibile, devo dire, che è stato fatto, partendo da un progetto che ha avuto risonanza a livello nazionale, perché sappiamo, soprattutto i primi anni, no? Come la Fondazione sia stata citata e anche sia stata oggetto di tesi di laurea e di studi, di approfondimenti. Ora le fondazioni di comunità cominciano ad essere delle realtà abbastanza diffuse nel nostro territorio, certamente c'è tanto di tante altre cose si possono essere fatte, ma senza dubbio, senza il lavoro che Fiorenzo Fantinella ha fatto in questi anni, non saremo nemmeno qui questa sera. Quindi anche a nome, penso, del Consiglio Comunale, volevo ringraziare il Presidente per tutto il lavoro anche personale, l'energia personale che ha dedicato. Avvocato Caliandro, se ha qualche specifica, altrimenti lasciamo la parola o vediamo se c'è qualcuno dei... Sì, prego. Buonasera a tutti, ringrazio il Sindaco, la Giunta, in particolare l'assessore Caldart, il segretario comunale e tutti i consiglieri per l'attenzione che ci dedicherete per questi pochi minuti, insomma, in questa però per noi molto importante delibera. Solo due parole per dire che poi il Presidente Fantinelli eventualmente sarà molto più profondo del sottoscritto nella parte delle attività svolte dalla Fondazione, però abbiamo vissuto un momento fondamentale con la trasformazione, con la nuova legge sul terzo settore, che è diventata una parte, direi, fondamentale del tessuto comunitario. E quindi anche la Fondazione ha dovuto, e in questo caso positivamente, adeguarsi, perché la normativa sulle onlus è stata abrogata e di conseguenza era necessario scegliere una strada. E abbiamo scelto la strada di diventare e rimanere quindi nel contesto degli enti del terzo settore, con uno sguardo e una particolare connotazione, quella degli enti filantropici. Gli enti filantropici sono quelli che hanno la principale funzione di raccogliere nel territorio i fondi, che poi determinano, insomma, il patrimonio che la Fondazione mette a favore della comunità nei progetti di rete e in tutto ciò che riguarda ovviamente il territorio composto dai 28 comuni dell'ex UL7, attuale azienda ULS 2. Abbiamo adottato questo modello organizzativo anche andando a modificare alcuni assetti, appunto come quello della nomina del Consiglio di amministrazione, che è appunto il punto fondamentale che poi a breve andremo a discutere nell'apposito consesso. Ci piace così semplicemente dire che lo statuto con la nuova impostazione ha aumentato la capacità partecipativa della comunità all'interno della Fondazione, aprendo al volontariato organizzato, che anche quello è in questo momento in fase di forte riforma, e aprendo soprattutto ai donatori, cioè a coloro i quali stabilmente donano alla Fondazione, arricchendone la capacità di intervento sul territorio, che poi si esplica anche attraverso la partecipazione alla progettualità, che è un'ulteriore nostra caratteristica. Non ho altro da dire se non ci sono interventi di tipo tecnico e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie e due parole al Presidente, se possibile. Buonasera anch'io, rinnovo i ringraziamenti alla Giunta, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale, nonché a Antonella Caldart per la vicinanza rispetto alla Fondazione. Lei, devo dire che ha citato in maniera così compiuta e precisa tutto l'iter della Fondazione, che a me resta soltanto il compito di dirvi un paio di cose molto veloci.
torno volentieri a Vittorio Veneto perché per certi versi a Vittorio, anche per esempio 4 anni fa, scusate, con l'Istituto Munari, abbiamo celebrato il nuovo design del nostro cesto di noci, che è forse il più conosciuto. Spesso mi capita nelle scuole, nelle assemblee, nell'università di parlare della fondazione, magari tanti non la conoscono, ma se parliamo di noci magari così lo sguardo diventa molto più attento. Così come posso rammaricarmi, ma non è certo colpa dei consigli comunali tutti i 28 della cosiddetta Sinistra Piave, se tanti consiglieri comunali stessi non conoscono la Fondazione di Comunità. È sicuramente un torto che ha la Fondazione e il suo Presidente. Abbiamo cercato sempre di attivare processi di comunicazione che siano sempre più efficaci affinché il concetto di fondazione, che voglio ricordare, diceva bene l'Antonella, ci sono diverse realtà che si chiamano fondazioni in Italia, ma per caratteristiche compositive vorrei chiedervi un 30 secondi di attenzione. Dimenticatevi la classica associazione, peraltro tutte lodevolissime sul piano dell'impegno e della profusione dello stesso per cercare di portare tanto circuito positivo all'interno della nostra comunità, perché la fondazione, per caratteristiche compositive, dicevo, è una realtà unica nel panorama italiano. Viene celebrata nelle università, nelle scuole di vario tipo e ordine, e noi dobbiamo anche un po' correre perché cerchiamo di stabilire questi contatti affinché, ripeto, non si rimanga gli unici in Italia. Purtroppo attivare questi processi dove ci sono 28 comuni nel caso di specie, un credito cooperativo e l'azienda sanitaria è molto complesso, e poi la gestione, come diceva giustamente la dottoressa Caldart, non è sicuramente facile, considerato che noi siamo tutti volontari e lo stesso avvocato Cagliandro, solo per questa fase che è di tipo giuridico, amministrativo, ma complessa perché rappresenta in qualche modo le fondamenta della Fondazione, ha davvero dedicato molto tempo assieme ad altri volontari. Ripeto, ritorno volentieri a Vittorio perché per esempio ho avuto anche come presidente della conferenza Tony Darè, allora si chiamava Conferenza dei Sindaci, e proprio perché anche da questo punto di vista questa sera Vittorio Veneto è il primo consiglio comunale che attiva questa presa d'atto, e questo per me è un piacere perché l'ha ricordato sempre Antonella Caldart, Vittorio assieme a Santa Lucia, San Demiano, Revine e Conegliano è tra i comuni che hanno di fatto attivato nel 2007 l'apertura presso lo studio notaio Ferretto, l'apertura ufficiale della Fondazione di Comunità. Finisco dicendo che sarà nostro compito, qualsiasi sia e qualsiasi sarà di fatto il nostro non solo impegno ma il nostro ruolo all'interno della Fondazione, di stabilire contatti ancor più precisi con le amministrazioni comunali, per i quali il nostro lavoro è determinante, ma è molto più determinante la volontà delle singole amministrazioni, perché il governo dal punto di vista socio-economico, politico dei nostri territori passa attraverso anche un processo lungimirante dei nostri amministratori. La Fondazione può essere circuito valido, importante, interessante per recuperare sì risorse economiche, ma soprattutto per generare prospettive culturali che avvicinano il cittadino, qualsiasi esso sia, a una logica di partecipazione dei bisogni che ha la nostra e le nostre comunità. Quindi io vi ringrazio per questa opportunità, non so se ci sono domande ovviamente, ma cercheremo nel proseguio dell'attività della Fondazione di ristabilire quei contatti che purtroppo, per i motivi che sappiamo, ci hanno in qualche modo inibito, ma non ci hanno in qualche modo, per dirla tutta, scalfito in termini di buona volontà. Cercheremo di riproporre anche, purtroppo, a seguito di questa epidemia, migliori risorse fisiche e intellettuali, ne abbiamo tante, mi riferisco a tutte le persone che collaborano e sono vicine alla Fondazione Comunità, per stringerci intorno ai nostri comuni e creare nuovi processi di welfare, che non vuol dire dare il soldo al poverello, vuol dire, se possibile, dargli la canna da pesca. Grazie a questo Consiglio e buon lavoro. Grazie, dottor Fantinelli. Ringrazio l'avvocato Cagliandro e direi di aprire la discussione. Prego, consiglieri, se volete prenotarvi. Prego, consigliere Belliana. Sì. Allora, un intervento breve solo per chiedere alcune delucidazioni in merito.
Innanzitutto un apprezzamento all'operato che fate e quindi a tutto quello che portate avanti con i vostri progetti. La mia domanda è questa, forse non ho ben capito: la modifica dello statuto è legata alla nuova legge del terzo settore? Prima domanda. E poi volevo chiedervi, non conosco bene la fondazione, questo, e mi dispiace di questo, magari approfondirò prossimamente. Vedo che ad esempio nel consiglio di amministrazione il peso dei 28 comuni compartecipi pesa in parte uguale rispetto ad esempio alla rappresentanza dei volontari, che è una cosa assolutamente condivisibile e giusta. Volevo chiedervi la motivazione di questo. E inoltre volevo chiedervi, intanto per essere un po' al corrente della cosa, da un punto di vista gestionale, di budget e di bilanci, quanto è finanziato da parte dei comuni, cioè la compartecipazione anche dell'azienda sanitaria, e quanto in percentuale, non mi servono le cifre, e quanto invece viene da donazioni. Ecco, questo volevo solo chiedere, grazie. Grazie consigliere Balleana. Altri interventi? Se non ci sono altre prenotazioni, magari se volete rispondere, se qualcuno vuole dare qualche numero. Sì, allora grazie per le domande puntuali. Allora, il primo motivo, quindi se lo statuto rientra in una modifica imposta dalla normativa, sì, nel senso che il decreto legislativo 117/2017, che ha sostanzialmente realizzato i principi costituzionali in materia di attivazione di quello che era e riconoscimento di quello che era il terzo settore, inteso come comunità che si organizza e quindi giuridicamente va tutelata e protetta e deve avere una normativa solida anche per evitare situazioni di abusivismo o pseudo-associazionismo e quant'altro, ha imposto questa struttura, chiamiamola rigida, ancorata anche a dei principi di diritto societario, che però, sebbene per chi fa parte del mondo del volontariato implicano un nuovo sforzo amministrativo e di competenze, dall'altro lato garantiscono a chi aderisce a questa normativa, perché è una scelta, dal punto di vista organizzativo implica una maggior trasparenza degli obblighi di legge, addirittura degli obblighi di controllo molto più pregnanti. La stessa iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore è un modo proprio per dare pubblicità all'ente, cosa che adesso non esiste. Cioè, se voi volete sapere se un'associazione ha un presidente, chi è, dov'è, non c'è la visura camerale. Ecco. Adesso ci sarà, attraverso il registro unico nazionale del terzo settore, la cui attuazione è imminente, esiste già il decreto, si potrà avere maggior trasparenza di quelle che sono le attività. Quindi la normativa sulle onus veniva abrogata, la Fondazione aveva questa caratteristica di godere di questo beneficio fiscale. Per mantenerlo era necessario aderire agli enti del terzo settore, oppure si poteva scegliere di rimanere una fondazione di diritto civile. Ciò però avrebbe impedito le donazioni da parte di terzi, i quali non possono detrarre le somme che donano alla Fondazione. In più la Fondazione ha il 5 per 1000, ha tutta una serie di utilità che poi mette a disposizione del territorio. Per quanto riguarda il peso comune, allora nello statuto iniziale, quello del 2007, c'era un organo che era il Consiglio Generale, composto nella sua fase poi attuativa dai 5 comuni fondatori, ULS e Banca della Marca, che nominava il Consiglio di amministrazione. Ciò comportava il fatto, mi correggerà il segretario se sto utilizzando termini scorretti, il principio dell'influenza dominante, cioè la Fondazione, pur essendo un ente di diritto privato, di fatto aveva la nomina degli organi amministrativi pubblica, perché la maggioranza degli enti che nominavano erano pubblici. E, a parte qualche eccezione, anche proprio gli amministratori della Fondazione erano di origine pubblica. Quindi in questo frangente
si è posto rimedio a questa situazione e per ovviare al principio dell'influenza dominante è stata data la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, che tra l'altro sono stati ridotti, alla parte privata, quindi a 3 membri nominati dal coordinamento delle associazioni del volontariato della Sinistra Piave, che è espressione del CSV Treviso Volontariato, Volontari Insieme si chiama l'associazione, quindi insomma è espressione di quell'ambiente nel territorio di 28 comuni, i donatori e quindi il Consiglio Generale, in questo caso composto dai 28 sindaci, ovviamente dai 28 sindaci, banca e azienda ULS. Quindi i membri di questo Consiglio, che adesso si chiama Consiglio di Indirizzo, che è un'assemblea permanente interna alla Fondazione, sono i singoli 28 comuni integrati con Banca della Marca, che ha contribuito inizialmente al fondo di dotazione iniziale della Fondazione, e all'azienda ULS. Chiudo col terzo punto, ma poi il Presidente, se vuole intervenire sul punto, diciamo che la Fondazione si autofinanzia, quindi non ha contributi pubblici, se non sporadici, ma quasi zero. Se andate a vedere il bilancio del 2019 c'è, ma solo per quell'anno, un contributo di 15.000 euro. Esatto, bene, questa è una buona notizia. C'è un contributo di 15.000 euro su un patrimonio complessivo di 400.000 euro dei 28 comuni tramite il comitato dell'azienda, però il resto insomma è tutta raccolta fatta dalla Fondazione. Presidente. Se posso integrare, signora, orgogliosamente volontari come sono migliaia e migliaia di volontari in Italia, però quello che vi voglio dire anche con una certa, se posso dire, provocazione, noi come amministrazioni pubbliche, mi metto anch'io perché ho fatto il sindaco anch'io, stiamo perdendo opportunità fondamentali di intercettare risorse attraverso i bandi. Difficoltà perché la macchina burocratica ovviamente mette in impasse le nostre amministrazioni. Bene, non più tardi di 7 mesi fa la Fondazione di Comunità, nel giro di 9 giorni, non 9 mesi, 9 giorni, è riuscita a venire incontro alle esigenze della conferenza dei sindaci nostra, perché c'era un bando bloccato a Conegliano da 2 anni, valore 815.000 euro. Per sbloccare il tutto ce ne volevano 104, immaginatevi 28 provvedimenti. La Fondazione in 9 giorni ha convocato il CDA e erogato 104.000 euro. Quello che voglio dire rispetto ai 15.000 di cui faceva riferimento anche l'Avvocato Cagliandro è un riconoscimento che il Comitato dei Sindaci dà alla Fondazione, perché da 2 anni noi ci siamo dotati di un cosiddetto project manager, il quale dai bandi regionali, nazionali, financo europei, abbiamo l'opportunità di andare a pescare risorse economiche per restituirle al territorio. È che quando si parla di sociale si pensa sempre che siamo dei bravi ragazzi e vanno a domenica alla Santa Messa. Può darsi, ma quello che vogliamo dire noi consigli comunali e a mia mamma è che la capacità di fare nuovo welfare ristabilisce un connotato diverso che aiutare e sostenere attraverso i servizi sociali, che sono fondamentali per la nostra vita, un equilibrio appunto diverso e alternativo più virtuoso dentro le nostre comunità. Intercettamento dei bandi, attivazione di processi di marketing solidale con le aziende, perché vi potrei parlare dell'Electrolux, delle Mostarde Lazzaris, di altre importanti aziende di società di capitali che definiscono attraverso la Fondazione una, tra virgolette, passaggio del proprio brand, il cui ricavato di quel prodotto va a sostenere la Fondazione, la quale poi restituisce i soldi ai comuni. Finisco dicendo che prima di questo provvedimento del Project Manager, la Fondazione di Comunità per 5 anni consecutivi aveva dato 100.000 euro alla conferenza di sindaci, così per dire andiamo a rimpinguare la quota di bilancio affinché Vittorio Veneto, per esempio, non la modifichi nella spesa famosa indistinta, dove poi voi definite le risorse per sostenere, mi pare che il sociale nella nostra realtà valga circa 8-9 milioni di euro. Allora è fondamentale, secondo noi, avere un braccio operativo che, mentre rispetto al comune possa avere una celerità nelle dinamiche, ma soprattutto, finisco, non ci rendiamo conto che l'effetto moltiplicatore e il potenziale che ha una fondazione come questa, che è anche vostra,
per cui non usiamo il plurale maiestatis, ma se possibile è anche vostra, è assolutamente pazzesco, solo che a volte, anch'io, non riusciamo a capirne la valenza e di conseguenza pensiamo che siamo tutti dei bravi ragazzi. In realtà noi vorremmo definire una logica, una metrica diversa nel welfare, che sia anche importante come la buca quando il sindaco viene fermato per strada, come un PRG, perché c'è anche il PRG del sociale, no? E ci sarebbe anche quello. Quindi tutte le nuove dinamiche sono scritte anche nella nostra Carta Costituzionale, è che noi spesse volte, a partire dal sottoscritto, siamo un po' distratti. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Sì. Prego, consigliere De Bastiani. Volevo chiedere, volevo fare questa osservazione riprendendo quanto ha detto prima il Presidente. Effettivamente io credo che sia poco conosciuta questa fondazione. Io sono una persona che mediamente mi tengo informato su quello che succede in giro e nella mia città e nel territorio circostante. E sinceramente sì, non conoscevo, non conosco la fondazione, non mi diceva niente, non mi dice niente il nome. Volevo capire se per esempio la fondazione ha l'obbligo di pubblicazione dei bilanci e quindi se sono pubblicati e se sono accessibili a tutti, visto che, come diceva il Presidente, è un patrimonio di tutti. E volevo capire se il rappresentante del nostro comune è automaticamente l'assessore, credo di no. Ecco, quindi noi abbiamo un rappresentante che, ok, sì, sì. Poi sinceramente sono un po' imbarazzato a votare, no? Cioè, a sottoscrivere la dichiarazione che degli straordinari risultati raggiunti negli anni, ma per il semplice fatto che non li conosco. Si torna al discorso di prima, insomma, quindi diciamo il mio intervento è per auspicare una maggiore divulgazione, una maggiore conoscenza della fondazione, non vuole essere una critica. Certo. Grazie. Sì, consigliere lei De Bastiani, un attimo, prego. Altri interventi o se no facciamo rispondere subito al... Prego, dottor Fantinelli. Sì, il consigliere De Bastiani mi sta tirando giustamente per la giacchetta, un po' mi viene la reminiscenza politica di quando anch'io calcavo il Consiglio Comunale. Se non vado errato, lei era presente nel Consiglio dove avete votato la delibera, consigliere De Bastiani, nella quale c'era l'approvazione affinché le amministrazioni comunali si adottassero in tutti i modi per partecipare al circuito della Fondazione Comunità. Io ho detto che sulla questione della comunicazione, lo ha sempre citato anche Berlusconi, che detiene un potere televisivo importante, di non essere in grado di comunicare bene, e io non sono certo esente da questa difficoltà. Dico però che i consiglieri comunali, scusate, tutti nel mondo hanno il compito di andare a vedere, a gestire, a capire com'è il governo del territorio. Per cui se avete una delibera, vi prego, magari non siete presenti in quel consiglio, ma andare a leggere vuol dire andare a capire queste dinamiche e magari chiedere, in questo caso, nel caso di specie della Fondazione, cosa si può fare, cosa si può anche criticare, perché noi non è che abbiamo la verità, siamo dei semplici volontari appassionati del nostro territorio, per cui per me abitare a Santa Lucia o venire a Vittorio Veneto fa la stessa cosa. I nostri bilanci, per risponderle velocemente, sono assolutamente pubblici, sono a disposizione, ma ripeto, se ci fossero osservazioni in merito, critiche o suggerimenti, magari. Il problema è che tante volte noi siamo costretti ad andare, ci piacerebbe che anche ogni tanto la montagna andasse verso Maometto, per dirla tutta, e questo ci permetterebbe di avere maggior contezza sulle problematiche o su tesi che un consigliere, un assessore, un cittadino qualsiasi, ho citato mia mamma per non urtare la suscettibilità di nessuno, possa di fatto darci
anche con una critica, no? Perché quello che mi dice sempre che siamo troppo bravi a volte mi preoccupa. Sul fronte Vittorio Veneto noi abbiamo un promoter, ogni comune ha un promoter, che di fatto rappresenta in quel momento l'amministrazione comunale, in ogni caso il municipio. Nel caso di specie su Vittorio abbiamo la dottoressa Caldar, in CDA abbiamo Tocchet Silvano, che è stato anche presidente del Consiglio di Vittorio Veneto. È stato nominato come membro dall'allora conferenza dei sindaci, che aveva dato l'avvio con 5 presenze di amministratori pubblici. E nel vostro caso, non perché Vittorio abbia una precedenza, ma c'era stata una disponibilità che è stata accolta, quindi abbiamo anche Tocchet Silvano. Ovviamente in questa fase io sono un presidente in vacazio, perché in prorogatio, anzi, nel senso che noi siamo scaduti, se si può dire, usare questo termine, il 31 di marzo, e aspettiamo di convocare l'assemblea di indirizzo, nella quale banca, azienda sanitaria e comuni eleggeranno 3 nominativi, perché la parte dei donatori e la parte del volontariato c'è già. Quindi siamo nella fase in fieri, ma che, se Dio vuole, perché siamo un po' stanchi, non fosse altro anche per le calure, di arrivare ad approdare alla fine nel miglior modo possibile, e che ci possa essere e un nuovo CDA e un nuovo presidente. Poi ognuno di noi cercherà di dare una mano come meglio pensa. Voglio ricordare che nel bilancio della Fondazione ci sono un sacco di persone che a vario titolo omaggiano e mettono la gratuità per la busta paga. Dentro in segreteria ci sono 2 persone, 3 persone, 2 che fanno lavoro di segreteria. La segreteria è sempre aperta tutti i giorni della settimana, compresi 2 pomeriggi. Siamo in una sede molto bella che è presso la comunità giovanile di Conegliano. Conegliano non ha meriti particolari, ma è baricentrica rispetto agli altri 27. Quindi se volete visitarci, chiamarci, siamo sempre a disposizione. Poi c'è una detta stampa, c'è un project manager, quindi viva Dio, in 5 anni abbiamo creato questa struttura. Ha delle pecche, ci può far meglio? Certo che sì, ma noi attendiamo fiduciosi che qualche critica, qualche suggerimento ci venga ovviamente da chi ha la responsabilità della gestione del territorio, perché da lì usciamo. Noi usciamo dalla conferenza dei sindaci. Quando Fontinel era sindaco nel 2003 non aveva idea che succedesse tutto quello che è successo, perché forse non l'avevo capita neanche io. Io avevo sempre in mente l'idea che ogni sindaco, purtroppo, in senso buono, anch'io, una volta guardato il proprio orticello finiva lì. Adesso l'ho detto in maniera un po' forte. E invece noi dobbiamo gestire un territorio di area vasta e sotto questo profilo cominciare ad avere anche delle idee sul welfare. Bene tutti i progetti che possono contraddistinguere il cammino di un'amministrazione comunale, bene anche secondo noi gestire forse meglio il welfare di quando abbiamo fatto, ce lo dice sempre, per esempio, l'articolo 118 della Carta Costituzionale, quando parla di principio sussidiario. Grazie. Grazie, dottor Fantinel. Consigliere Denardi, prego. Sì, buonasera a tutti. Volevo spezzare una lancia a favore del Presidente Fantinel, perché sembra sempre che cadiamo dal mondo delle nuvole, le robe non le dice mai niente a nessuno. Io non ho saltato moltissimi consigli comunali nel precedente mandato, ne ho saltati qualcuno quando ho partorito, e quando avevo appena partorito, uno dei pochi consigli comunali che ho saltato, me lo ricordo bene perché è uno dei pochi che ho guardato da casa, è quello nel quale il Presidente Fantinel è venuto qui in Consiglio Comunale, e quasi metà di quel Consiglio Comunale, era l'aprile del 2016, è stato dedicato proprio alla Fondazione di Comunità. E se non ricordo male, quella stessa sera, al Da Ponte, era stato fatto prima, ma il Presidente sicuramente si ricorda meglio di me, la serata di restituzione della Fondazione di Comunità alla comunità territoriale, diciamo, in senso più ampio. Per cui, per carità di Dio, è sempre vero che è onere di chi amministra, di chi gestisce, di chi fa le cose, cercare di coinvolgere quante più persone possibile e informare quante più persone possibili. Però nel momento in cui si dedica, non dico tutto un consiglio comunale, ma la gran parte di un consiglio comunale alla Fondazione di Comunità, alle sue attività e nello specifico a quelli che erano i progetti in quel momento in via di attivazione, credo che insomma quantomeno i componenti dell'organo si dia per scontato che esiste la Fondazione, lo sappiano, ecco. Anzi, e qui
non sto rimandando la palla agli altri, ma mi assumo in primis la cosa. A loro volta i componenti degli organi presenti dovrebbero essere loro i primi poi a raccontare fuori quello che è stato l'intervento o comunque quello che è avvenuto all'interno del Consiglio Comunale, a prescindere dal fatto che poi, come ho detto, io quel Consiglio Comunale l'ho visto da casa per motivi evidenti, e quindi vuol dire che alla città di Vittorio Veneto, alla cittadinanza di Vittorio Veneto, è stata data comunque la possibilità attraverso la tenda TV di seguire questa cosa. Tutto qui, insomma, cerchiamo anche noi consiglieri comunali, assessori o quello che siamo, nei vari momenti di farci parte attiva per raccontare quello che di bello avviene nel nostro territorio, e che siamo noi stessi, tra l'altro, a partecipare di queste attività in modo più o meno intensivo, per carità, a seconda delle funzioni. Comunque, insomma, cerchiamo di essere anche noi stessi attivamente fautori di una trasmissione delle informazioni all'esterno. Grazie consigliere De Nardi. Altre prenotazioni? Bene, allora a questo punto direi di passare alla votazione. Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto? Allora, questa di fatto è una presa d'atto, quindi votiamo ora per la presa d'atto della delibera trasformazione da onlus a ente del terzo settore, nuovo statuto. Favorevoli? Contrari? 0. Astenuti? 0. Quindi unanimità, quindi sono tutti favorevoli all'unanimità. Grazie, Avvocato Caliandro, Dottor Fantinel, buonasera. Passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno, che rimane il punto numero 2 che era nell'ordine del giorno, convenzione tra comuni di Vittorio Veneto, Tarzo e Revine Lago per lo svolgimento associato delle funzioni di polizia locale. Approvazione. Lascio la parola all'assessore Antiga per l'illustrazione della delibera. Prego, Assessore. Grazie Presidente. Andiamo ad approvare una delibera che per la verità è una proroga sostanzialmente della convenzione che abbiamo in atto con i due comuni contermine che per il decreto legislativo del 2010 gli è fatto obbligo di associarsi in una funzione fondamentale, qual è nel nostro caso la polizia locale. In buona sostanza rimane tutto come alla convenzione precedente. Il servizio, per quel che riguarda gli anni che sono trascorsi, si è rilevato proficuo anche per il territorio Vittorio Veneto, perché avendo una visione più ampia del territorio che arriva a Revine e va anche a Tarzo, c'è la possibilità di controllare magari anche meglio quel che è il nostro territorio, non solo per quel che riguarda la polizia locale, quindi uomo sul campo, ma anche a livello di videosorveglianza che in maniera unitaria da Vittorio Veneto viene gestita. C'è il comandante presente Ezio Camerin, se c'è qualche domanda o chiarimento da fare in merito, grazie. Grazie Assessore. Allora apriamo il dibattito. C'è qualche prenotazione? Consigliere De Antoni, prego. Solo per un chiarimento rispetto a quello che ha detto l'assessore. Ho capito male o ha detto che c'è in base a una legge l'obbligatorietà? No. No, non c'è scritto per i comuni fino a 5.000 abitanti. Sì, ma per il nostro comune non c'è l'obbligo di fare questa convenzione. È corretto? Cioè è d'obbligo forse per Tarzo e Revine. Tarzo non so quanti abitanti abbia, Revine sicuramente non ne ha 5.000, quindi
siccome lei ha detto che c'è l'obbligo di fare questa convenzione, ma solo per i comuni sotto i 5.000 abitanti, quindi la volontà del comune di Vittorio è quella di partecipare a questa convenzione per una serie di motivi che sono anche illustrati nella delibera. Conferma? Ok. Ok. Continuo l'intervento allora, visto che ho la risposta. Riprendo quanto riportato nelle premesse della delibera, in cui si dice che, dato atto che da un punto di vista generale le gestioni associate, oltre che valido strumento di collaborazione tra enti pubblici locali, sono una organizzazione di lavoro maggiormente adattabile alle esigenze territoriali e possono costituire una vera e propria sfida per le strutture comunali, chiamandole a reinterpretare il proprio ruolo in modo più flessibile, attivo, sinergico e propositivo, sia in funzione delle esigenze attuali della cittadinanza, sia in prospettiva per fornire risposte adeguate anche ai bisogni emergenti. E questa è una frase che io condivido pienamente. Purtroppo diciamo, non mi sembra che come amministrazione abbiamo perseguito questa strada per altri tipi di funzioni. O meglio, vabbè, c'era in piedi l'associazione con il Comune di Tarso per i servizi sociali, è stata diciamo, interrotta lo scorso anno. E su questo tema in più consigli comunali, anche il Collegio dei Revisori ha sollecitato l'amministrazione. Io leggo quello che era scritto nella verbale del Collegio dei Revisori per la delibera di approvazione del bilancio 2021, in cui si diceva: razionalizzazione dei servizi, l'organo di revisione raccomanda all'amministrazione di proseguire nelle azioni intraprese per l'adozione di forme di gestione associata dei servizi su scala sovracomunale, idonee ad assicurare risparmi nei costi di produzione ed erogazione dei servizi e o la possibilità di attivare nuovi servizi. Quindi l'occasione nella condividere diciamo, l'attività che è stata svolta e la proposta che viene fatta di proseguire nella convenzione con i due comuni per i servizi di polizia locale, da parte mia c'è comunque l'invito all'amministrazione di verificare altre opportunità, perché effettivamente l'adozione diciamo, di queste forme di gestione dei servizi su scala sovracomunale sicuramente garantisce dei risparmi nei costi di produzione e migliora anche il tipo di attività che può essere fatta. E io credo che il fatto di contare su, dico numeri per dire, insomma 10 agenti a Vittorio, 3 a Revine e 2 a Tarso, viceversa non ha importanza, e invece metterli assieme e gestirli in maniera adeguata sia sicuramente un'azione che migliora la qualità del servizio, se non altro per il fatto che possono intervenire anche in sostituzione di eventuali carenze in un comune o nell'altro, quando in quei comuni più piccoli il numero degli agenti è minore. Ma questo modo diciamo, di svolgere i servizi in maniera associata potrebbe essere un modo anche per favorire il ruolo della nostra città come punto di riferimento non solo nel campo della polizia locale, ma anche con riferimento agli istituti scolastici in cui diciamo, noi ospitiamo e diamo come dire, risposte a studenti che arrivano da tanti altri comuni, ma anche per le attività, gli eventi sportivi e culturali, per gli esercizi commerciali. Cioè, secondo me, Vittorio Veneto deve riprendere con forza quel ruolo che aveva nel passato di comune di riferimento anche per gli comuni che sono intorno, e quindi per riprendere un po' quella definizione di città di Vittorio Veneto, che non solo svolge servizi per la propria popolazione, ma allarga il suo braccio d'azione anche negli altri comuni, con lo scopo sia di migliorare dal punto di vista della qualità il servizio che viene dato, sia di venire incontro ai comuni limitrofi che sono più in difficoltà, quando la legge tra l'altro prevede che sotto i 5.000 abitanti, non per niente dice sotto i 5.000 abitanti, vi obblighiamo a fare la convenzione per associare questo servizio, ma anche per diventare un po' punto di riferimento per tutta una serie di altre attività e svolgere quel ruolo che Vittorio Veneto aveva nel passato e che può riprendere. Quindi la mia, nell'affermare insomma che questa delibera, dare il voto favorevole a questa delibera, vi invito l'amministrazione a tenere conto di questi aspetti e a verificare la possibilità di estendere questa attività di servizi associati anche ad altre funzioni. Grazie, consigliere De Antoni.
Altre prenotazioni? Consigliere Balliana. Grazie. Allora, in premessa vorrei dire che non sono contraria all'esercizio dei servizi associati, anzi sono favorevole. Però sono favorevole quando questo servizio associato porta dei benefici a tutti coloro che compartecipano a questo servizio. Allora, come dice bene il consigliere De Antoni, è obbligatorio per i comuni sotto i 5.000 abitanti, motivo per la quale di solito si associano tra di loro, cioè i piccoli comuni tendono ad associarsi tra di loro e a coprire quindi un'area più vasta, e anche dal punto di vista economico e gestionale si consorziano. Diverso è per una realtà territoriale come è quella di Vittorio Veneto. Io non sono molto convinta che questo tipo di associazione, questo tipo di servizio associato dia dei benefici al comune di Vittorio Veneto e ai cittadini di Vittorio Veneto, nei termini soprattutto per quanto riguarda la questione legata all'organico, perché innanzitutto vorrei chiedere all'assessore di illustrare gli aspetti organizzativi del personale coinvolto in questa forma di servizi. Io percepisco, girando per la città e anche frequentando gli uffici comunali, che i nostri uffici, anche soprattutto quelli all'interno della Polizia Municipale, quelli che seguono l'aspetto amministrativo, quindi il rilascio dei permessi, il rilascio ad esempio per quanto riguarda le attività commerciali, ambulanti, cioè tutto viene gestito, anche queste cose qua vengono gestite nell'ufficio del comune della Polizia Municipale di Vittorio Veneto. Penso che l'ufficio sia attualmente abbastanza sobbarcato di queste incombenze, e quindi chiedo anche se sono previste delle forme diverse di aiuto da parte degli altri comuni. Stessa cosa per quanto riguarda i vigili. Noi abbiamo i vigili che non so se sono diciamo come numero sufficienti o siamo sotto organico. Immagino che siamo sotto organico, più il comune di Tarzo mi sembra che abbia a disposizione un solo vigile, il comune di Revine non ne ha nemmeno uno, e quindi io dico va bene il servizio associato, ma se è potenziato, voglio dire, perché con questi organici che abbiamo la vedo difficile che sia un efficientamento della macchina. Per non parlare del territorio del comune di Vittorio Veneto, perché è così vasto da un punto di vista territoriale che è questo che ci deve anche far pensare. Cioè i nostri vigili anche devono coprire veramente zone anche montane, sì, perché il Fadalto, tutte queste zone, Confin, Carpesica, cioè devono arrivare ovunque, in più devono arrivare anche nei comuni di Tarzo e Revine. Quindi io sono molto perplessa rispetto a questo tipo di associazione, di questo tipo di progetto, e ripeto, mi sta bene qualora ci sia un vantaggio per tutti, non solo purtroppo per i piccoli comuni. Mi metto nei panni dei piccoli comuni, non sto dicendo che devono arrangiarsi, però voglio dire, ne va a discapito anche della nostra città di Vittorio Veneto, e continuiamo a avere anche delle lamentele anche per quanto riguarda l'ordine pubblico. Mi sembra che anche gli ultimi articoli usciti sui giornali non siano così voglio dire rassicuranti rispetto a alcune cose. Quindi ecco, io metto un attimo, pongo dei dubbi rispetto a questo. Grazie se potete dare la risposta rispetto all'organizzazione del personale. Grazie, dell'organico. Grazie consigliere Balliana. Altre prenotazioni? Consigliere Rosset, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io ricordo, quando ho fatto l'assessore, che la letteratura sulla sicurezza urbana consigliava di avere un agente
ogni 1000 abitanti. Non so se la cosa è ancora valida, penso passati un po' d'anni, però mi piacerebbe sapere com'è l'organico della polizia locale di Vittorio Veneto. Grazie. Grazie, consigliere Rossetta. Altre prenotazioni? Consigliere Gomiero, prego. Buonasera. Ne abbiamo discusso parecchio in commissione l'altra sera con De Bastiani e chi era presente. Questo servizio è essenziale non per il comune di Vittorio Veneto, ma penso per Revine e Tarso, e pur essendo rifavorevoli a concentrare o allargare il territorio di controllo da parte della polizia urbana e di vari servizi per il know-how che ha il comune di Vittorio Veneto, perché i vigili urbani non solo accudiscono il territorio, regolano la viabilità nei vari territori, ci sono problemi dappertutto anche nei piccoli comuni, ma anche a livello urbanistico dei negozi, tutte le cose lì, e anche mi sembra a livello consigli comunali. Se non ci sono vigili dei comuni deve intervenire il nostro comandante per validare dei termini o roba nei vari comuni. Il problema di fondo è capire cosa ci rientra a noi. Noi siamo favorevoli a fare tutto questo, ma Roma che dice ai piccoli associatevi, ci associamo con chi? Tarso non ce n'ha, e quello di Revine mi sembra che sia a 16 ore, non è neanche di Tarso, non è neanche a 36 ore. E poi è aperto una volta a settimana lo sportello. Per loro c'è un po' di difficoltà a venire a Vittorio Veneto, però non c'è alternativa, perché sennò, come abbiamo discusso in commissione, i piccoli comuni non riusciranno più a dare servizi, perché non so se anticipo il comandante o l'assessore, ci dice il comandante 8 persone ci sono dentro per svolgere tutti i lavori di servizio, 8 persone ci sono fuori nei vari turni, siamo sotto organico di 6 persone, quindi avrei piacere, prima di finire questo mandato qua, di avere la possibilità di andare a regime con i vigili urbani, o il comune si attivi per assumere delle persone di Vittorio Veneto che non siano vigili urbani per fare il lavoro di ufficio, perché ormai il lavoro dei vigili urbani è relativo a quello stradale, seppur con una rete enorme, con un sacco di problemi, ne abbiamo discusso di problemi che abbiamo avuto a San Giacomo, con patenti rilasciate anche con troppa leggerezza, perché poi incidenti succedono, ma soprattutto per la burocrazia, porti d'armi, passaporti, passano tutti di là. Quindi andiamo a aumentare, seppur di comuni piccoli, perché Tarso fa 2.800-3.000, Revine cioè Tarso ne fa poco meno di 5.000, Revine ne fa 2.008, quindi sono comuni molto piccoli, o se no bisognerebbe fare un comune unico, non avere un ufficio parallelo là e concentrare, come si è detto, però poi diventa un campanilismo assoluto, che Vittorio Veneto vada a comandare a Tarso o vada a comandare a Revine, non succederà mai, questo verrà da solo, perché se poi lo Stato non trasferisce agli enti locali i soldi per poter tenere in piedi uffici economi, per tenere in piedi polizia urbana e via dicendo. Quindi va bene tutto questo, va bene quello che abbiamo discusso in commissione, ma va bene che anche da parte dello Stato, va bene quei 20.000 euro che ci danno, che abbiamo detto, se calcoliamo le ore che il Comune di Vittorio Veneto impegna nella parte della polizia urbana e di tutti i servizi competenti a 30-40 euro l'ora, ci danno 20.000 euro l'anno, non paghiamo neanche una persona. Sì, abbiamo uno più di supporto, ma quando accudisce il suo territorio o va solo in giro per fare pubblico ufficiale, per vedere chi va, chi viene nei vari comuni su e giù, penso che se è solo il nostro operatore che abbiamo qui, che ho visto che è la sempre persona, è in giro mattina, sera, giorno e notte, sabato e domenica, se vuole fare tutti, se no passerà quando passerà per le case. Quindi sì, va bene tutto questo, sì, va bene integrare tutto questo, ma spero che anche il sindaco o chi è competente in questi settori chieda un ritorno economico o la possibilità di avere persone per svolgere tutti questi servizi qua. Altrimenti, come dice la consigliera Bagliana, deficit Vittorio Veneto per dare una mano agli altri comuni, però quando vai là non trovi lo sportello aperto, devi aspettare un sacco di tempo, ma ti dici da dove viene tutta questa gente qua? Non viene da Vittorio Veneto, viene dai comuni limitrofi che ha esigenze o di una multa o di lamentele e fan capo tutti a qua, perché poi lo sportello di Tarso è aperto, mi sembra, una volta alla settimana, il mercoledì, quindi tutti gli altri giorni fa capo a Vittorio Veneto. Grazie. Grazie, consigliere Gomiero.
Altre prenotazioni? Non ce ne sono. Allora lascerei la parola eventualmente o all'assessore o Sì. al... Prego, Due assessore. parole prima di lasciare al comandante e poi penso anche all'assessore Galdar del personale, che anche lei sicuramente ha qualcosa da dire. È ovvio che il metro 1000 abitanti un vigile sarebbe il metro corretto, questo è poco ma sicuro. Noi siamo anche sotto organico, oggi abbiamo 17 unità come vigili urbani e dei 17 unità abbiamo un amministrativo. Quindi siamo sostanzialmente 16 vigili. Se facciamo un paragone, per esempio, Conegliano prima di associarsi ne aveva 25, pardon, ne aveva molti di più. Noi per essere come Conegliano dovremmo essere 25 come vigile pro abitante. Quindi erano 28 quando era solo Conegliano, adesso sono associati, sono 40. Quindi fatto 28 a Conegliano in proporzione dovremmo essere 25, sostanzialmente siamo 17. Quindi con le forze che abbiamo purtroppo, dico purtroppo perché se avessimo la possibilità di assumere, come diceva l'assessore, e andare a 28 saremmo tutti felici se arrivassero in comando 10 persone. Assumiamo quello che possiamo e quindi poi sarà più preciso, ne andremo a assumere 2 più un terzo forse per fine anno e quindi andiamo a rimpinguare per quel che si può, perché non è che noi possiamo decidere di assumerne 4, assumerne 5, quello che lo Stato in proporzione agli abitanti ci fa assumere. Ovvio che i vigili urbani sono sempre pochi e nel territorio anche ci sono delle anomalie, per esempio diceva il consigliere Bagliana, che conosciamo tutti, però queste anomalie non è che ai vigili urbani, come si può dire, le vengano raccontate. Sono partecipe, ci sono stato anch'io un paio di volte in prefettura per discutere dei problemi che ci sono, qui carabinieri, c'è un continuo dialogare con i carabinieri, anche se poi magari, come si dice, non è che si fa tramite giornale, ma il comandante è sempre in contatto per cercare di quantomeno controllare quello che succede nel territorio. Controllare perché gestire non è facile, ve lo assicuro. Potenzialmente quando avevamo la, tra virgolette, baby gang che stava proprio sotto il comando e che tutti si lamentavano, per il comando era qualcosa di positivo, perché quantomeno riuscivamo a controllare facilmente e da qui i movimenti poi siamo riusciti a capire anche altro e poi quello sia apparso su tutti i giornali, sono intervenuti i carabinieri, hanno fatto quel che hanno fatto anche degli arresti, quindi cercare di contenere sicuramente una cosa importante. Arriviamo da un periodo abbastanza impegnativo per il comando perché il Covid ci ha fatto fare sicuramente delle mansioni che non erano preposte a normalità. Speriamo che adesso, tornando alla normalità, si possa implementare di più il servizio di controllo sulle strade, sempre purtroppo con l'organico che abbiamo. Gli orari sono quel che sono, quindi il comandante fa sempre il conto di ma quelle sono le ore che noi possiamo disporre. Premiamo, adesso cercheremo di premiare un po' più le ore serali, ma ovviamente col personale che abbiamo, premiando le ore serali, andremo magari a mancare qualche ora nell'ora di uno, però dobbiamo comunque scegliere se fare questo e quello. Ovvio che l'associato, dicevo Antoni, è una soluzione giusta anche per tante cose, come ho visto la protezione civile l'abbiamo fatta con tutti i comuni nella comunità montana, ci ha messo il regista di tutti i comuni per cercare di ottimizzare al meglio e che ognuno porti proprio la sua conoscenza. Se ne sono altre siamo qua volentieri a cogliere. Prego il comandante se vuol dire qualcosa. Prego comandante. Buonasera a tutti. Cerco di rispondere alle osservazioni che sono state presentate. Il problema dell'organico, come accennava l'assessore, in questo momento noi abbiamo 16 appartenenti alla polizia locale, 3 ufficiali, di cui uno prossimo al pensionamento, e rimanenti sono agenti, mancando nella normativa nazionale la previsione dei sottufficiali che sarebbero molto utili per gestire il servizio. E tra questi agenti uno
è dipendente del Comune di Tarso e svolge il servizio in comando a Vittorio Veneto. Quindi funzionalmente dipende dal comando di Vittorio Veneto, mentre per quanto riguarda gli aspetti giuridici e di retribuzione dal Comune di Tarso. Il territorio è vero che è vasto, è vero che siamo in pochi e purtroppo molto spesso siamo costretti a rispondere alle sollecitazioni della cittadinanza e per questo intendo alle richieste di intervento dirette, puntuali che arrivano durante la giornata e spesso salta la programmazione dei servizi proprio perché non abbiamo un numero sufficiente di persone. Non credo che operare per conto nostro con questo organico cambierebbe sostanzialmente la questione, perché comunque il comune più impegnativo e più vasto territorialmente rimane il comune di Vittorio Veneto. Come viene utilizzato il personale? Noi ormai abbiamo un'esperienza di funzione associata risalente a 8 anni fa, quindi abbiamo 8 anni di funzione associata, prima 3 anni con il comune di Tarso e successivi 5 compreso anche il comune di Revignelago. Nel momento in cui è stata prospettata questa associazione di funzioni, la cosa che io ho chiesto agli amministratori è di avere la libertà di gestire il personale in base alle esigenze che emergevano quotidianamente dal territorio, quotidianamente oppure in tempi più ampi. E questa è stata la soluzione, a mio avviso, vincente, in quanto continua a funzionare l'associazione e consente di gestire in maniera più efficace possibile le risorse, nel senso che se oggi abbiamo bisogno perché c'è un evento particolare, perché è successo un imprevisto, perché c'è una situazione da controllare a Tarso, andiamo a Tarso. Mentre se domani o per una settimana a Tarso non emergono situazioni rilevanti, concentriamo il personale dove queste invece si stanno manifestando. Purtroppo il personale che lavora in ufficio svolge funzioni di polizia, quindi è difficilissimo sostituire un agente che lavora in ufficio con un amministrativo. Noi abbiamo un amministrativo che svolge gran parte delle funzioni amministrative del comando e alle volte siamo costretti a usufruire della sua collaborazione anche per rispondere allo sportello, per accogliere il pubblico che viene al comando. Però devo dire che le persone, i cittadini che si rivolgono al comando si attendono di incontrare una persona in divisa. Quindi la sostituzione che potrebbe essere fatta ad esempio per l'accoglienza allo sportello, dove noi riceviamo segnalazioni che riguardano tutti gli uffici, non solo aspetti di stretta competenza della polizia locale, in realtà non è così semplice, anche perché c'è questa aspettativa da parte della gente. Ho avuto molte volte modo di far presente che un'ora di attività in strada, un accertamento che richieda un'ora di impegno della pattuglia in strada, richiede mediamente 1 ora e mezza, 2 ore di lavoro all'interno. Quindi non solo le persone che sono in ufficio lavorano in sinergia con le pattuglie esterne, ma molto spesso le pattuglie esterne devono completare rapporti sottraendo tempo alla vigilanza del territorio. Quindi sicuramente sarebbe auspicabile quel mitologico rapporto di 1 a 1000 che non abbiamo mai sfiorato. Sto controllando se ho dimenticato qualcosa. Ah sì, l'aspetto dell'ordine pubblico. Vittorio Veneto non ha problemi di ordine pubblico. Ci sono delle situazioni da tenere sotto controllo che richiedono attenzione e questo lo facciamo quotidianamente, collaborando e in completa sinergia con Carabinieri, Guardia di Finanza e Questura. Un po' meno col commissariato perché in realtà, pur essendo più vicino a noi, non ha competenza diretta sul territorio del Comune di Vittorio Veneto. E in effetti molto spesso le azioni che poi vengono portate a termine dai Carabinieri
hanno come primo spunto delle informazioni che arrivano dalla polizia locale. Poi merito loro di saperle mettere a frutto e quindi di ottenere i migliori risultati possibili. La polizia locale, per quanto riguarda poi l'organizzazione dei vari uffici, garantisce quello sportello decentrato il mercoledì a Tarso, perché è giorno di mercato, e è inteso anche come sportello a favore dei residenti del comune di Revinelago. È vero che non c'è una frequentazione molto nutrita di persone, perché sia gli abitanti di Tarso sia gli abitanti di Revinelago gravitano sul centro di Vittorio Veneto, quindi vengono molto facilmente a Vittorio e si recano ai nostri uffici, dove in realtà non riscontriamo code particolari. In particolar modo nell'ultimo anno che abbiamo gestito il servizio attraverso gli appuntamenti per ovvie ragioni, abbiamo scoperto che possiamo gestire proprio il ricevimento di pubblico in questo modo e pensavamo anche di estenderlo in futuro, cioè di garantire una fascia oraria minima aperta a chi ha bisogno immediato di rivolgersi a noi e poi gestire gran parte dell'orario di sportello proprio attraverso gli appuntamenti. Per quanto riguarda sempre l'organico, vediamo è già in previsione l'assunzione di un agente e di un ufficiale. L'ufficiale tra l'altro dovrebbe prendere servizio il 1° agosto e arriverà per mobilità dal Comune di Treviso, mentre l'agente verrà assunto a seguito del bando di concorso che è stato fatto con 10 comuni, sì, Treviso Capofila, un bando secondo me molto innovativo, perché anziché essere un bando del Comune di Treviso, il quale assume i primi che si classificano nella graduatoria e poi mette a disposizione la graduatoria degli altri comuni, questo è stato pensato con un'altra modalità. Il primo classificato avrà diritto di scegliere dove andare a lavorare nell'ambito dei 10 comuni che hanno bisogno di personale. Questo speriamo serva anche per ridurre le richieste di mobilità, che sono una delle cause che hanno portato alla forte contrazione di personale del Comune di Vittorio Veneto. Tra l'altro, ultimamente la normativa amplia questo istituto della mobilità, sottraendo alle amministrazioni anche il potere di entrare nel merito della questione. Quindi è un istituto che bisogna considerare e però come effetto negativo è che ci ha portato a una riduzione del personale. Un'altra cosa da dire è che avevamo fatto anche un bando per assumere agenti nel 2020. Nel 2020, subito all'inizio dell'insediamento dell'amministrazione, per 4 agenti. Purtroppo la preparazione dei partecipanti era alquanto lacunosa e ci ha consentito di riconoscere idonei solo 4 persone, 4 partecipanti, 2 dei quali poi hanno vinto anche altri concorsi e hanno deciso di andare a lavorare in comuni che erano più vicini alla loro abitazione. Grazie Comandante. Consigliere De Antoni. Solo una precisazione, cioè se avessimo una graduatoria lunghissima a disposizione, quante persone potremmo assumere nell'organico in base alla pianta organica che non esiste più, ma in base alle normative sulle assunzioni? Cioè quante ne potremmo assumere? Posso rispondere? Prego, allora, non si tratta di quanti agenti poter assumere, perché le assunzioni, il piano delle assunzioni è un piano generale. Quindi noi abbiamo 2 vincoli. Uno che è il massimo, è un vincolo della spesa, indipendentemente dal fatto che possiamo avere o meno a bilancio le risorse necessarie. C'è un vincolo di spesa per il personale che è generale a tutta la struttura. Il secondo vincolo invece è
ok, puoi assumere 10, abbiamo risorse per 10 piuttosto che per 8, ok? In questo momento noi, dopo le assunzioni di questi anni in generale, quindi non solo di dei vigili, ma anche, ve l'ho già detto, no? Mi pare abbiamo parlato dei 6 operai, dei geometri, degli amministrativi e di tutte le maestre dell'asilo nido, eccetera, e in questo momento con le prossime assunzioni, che saranno una assistente sociale e un'educatrice ancora del nido e amministrativa anche, mi pare. C'è ancora un'amministrativa, sì. Vabbè, oltre, ecco, poi non mettiamo in conto quelli che noi abbiamo già iscritto come spesa, cioè tutti coloro che vanno in pensione la spesa è già prevista, quindi anche la gente che va in pensione ha già, per così dire, la spesa prevista per la sostituzione. È chiaro che potrà essere sostituito dopo il primo giorno di pensionamento, perché di solito fanno poi tutte le ferie a fine mandato e quindi ci sarà di sicuro un buco. Comunque, detto tutto ciò, noi con queste nuove assunzioni completiamo per l'anno in corso la capacità, cioè raggiungiamo il massimo per i 2 parametri che sono, come ho detto, quello di assunzione, capacità di assunzione e capacità di spesa. Quindi siamo al limite, cioè più di così non possiamo più inventarci nulla. Se, come ha detto il consigliere Gomiero, cambiassero i parametri a monte, certamente poi le risorse noi in questo momento le avremo anche per nuove assunzioni, però al momento stiamo veramente raggiungendo il limite, più di così l'ufficio personale non può fare. Grazie, Assessore. Prego. Sì, cioè, quindi la mia domanda è, insomma, quanti agenti possiamo assumere quest'anno ancora? Salvo? Allora, noi possiamo perché scusi Assessore, anche nel 2020 non abbiamo speso tutte le risorse che erano previste per il personale, per una serie di questioni che non dipendono da noi ma dal fatto che li assumiamo e poi magari vanno via, eccetera, però non siamo riusciti ad assumerli tutti e abbiamo risparmiato, non ricordo la cifra, ma c'erano parecchi soldi, parecchie risorse avanzate nel 2020 per il personale, quindi c'è un problema anche di trovare le persone in sostanza, ecco questo. Ma adesso se questo va a buon fine questo concorso, quante persone prenderemo? Due più la sostituzione di chi va in pensione, quindi 3. Ok. Altre prenotazioni? Bene. Allora a questo punto, consigliere Bagliana, prego. Sì, volevo solo precisare una cosa come secondo giro. No, volevo ringraziare anche il comandante per l'intervento e anche l'assessore al personale. E non vorrei fosse stato frainteso il mio discorso, perché voglio dire, io capisco e apprezzo lo sforzo che viene fatto dal personale impiegato e anche dall'amministrativo, insomma, la presenza dei vigili c'è, non è che non ci sia, quindi sotto questo punto di vista nulla da togliere. La mia era una considerazione di carattere politico, amministrativo, tra virgolette, e quindi che va oltre un po' la questione proprio organizzativa. Però il discorso, per esempio, che il territorio maggiore è Vittorio e che quindi molta parte dell'attività viene concentrata su Vittorio, però non di meno il comune di Tarzo da un punto di vista anche territoriale, lo stesso Revine con i laghi di Revine che hanno una disciplinare abbastanza particolare anche, quindi io ripeto, sono ancora un po' perplessa e la mia perplessità deriva proprio dal fatto che secondo me l'organico in generale non sia sufficiente per svolgere appieno le funzioni e le competenze e il servizio in generale che dovrebbe essere garantito e soprattutto anche per non sobbarcare più del dovuto anche il personale in servizio. Era questa la mia idea. Sul discorso dei servizi associati io sono favorevole, sono anche super favorevole all'accorpamento dei comuni, ai macro comuni, sono sempre stata favorevole
e sarebbe la soluzione migliore in questo momento. Però voglio dire, almeno che i piccoli comuni facessero delle associazioni, sì, dei gruppi associati tra di loro, perché c'è anche Follina, voglio dire, tutta la zona della Vallata, voglio dire che ci sono questi comuni, quindi comunque prendo atto di quello che avete risposto e grazie. Grazie, consigliere Balliana. Bene. Se non ci sono altri interventi, passerei alla dichiarazione di voto e poi alla votazione della delibera. Dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto, passiamo alla votazione. Favorevoli? Sono 1, 2, 3, 13. Contrari? Astenuti? 1. Allora, la delibera è approvata con favorevoli 13, contrari 0, astenuti 1. Passiamo all'immediata eseguibilità. Favorevoli? Sempre 13. 14 favorevoli. Contrari? 0. Astenuti? 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Ringrazio il comandante dottor Ezio Camerini di averci illustrato un po' la situazione della nostra polizia locale e buon lavoro, comandante. Bene, passiamo alla proposta di delibera numero 3, indirizzi relativi alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera M del decreto legislativo 267 del 2000. Approvazione. Allora, qua dico subito che in commissione c'è stato un consigliere che ha proposto un'integrazione, la quale è stata accettata all'unanimità dalla commissione, quindi io la riporto in Consiglio Comunale, l'ho prima enunciata anche in conferenza dei capigruppo, e precisamente la variazione, quindi andiamo a votare la delibera completa del regolamento in sostanza. La variazione è a pagina 3 dell'allegato del regolamento, articolo 4, comma 4, leggo: i nominati o designati quali rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate non possono assumere incarichi o consulenze per conto dell'ente rappresentato, e qua si aggiunge né direttamente né attraverso persone giuridiche delle quali siano amministratori o la cui proprietà, virgola, anche di minoranza, virgola, sia ad essi riferibile. Punto. Allora andremo a votare la delibera integrata con questa variazione, con questa integrazione. Bene, apriamo la discussione, prego. Prego, sì, il sindaco per l'illustrazione della delibera, prego. Buonasera, sì, in questo punto all'ordine del giorno il Consiglio è chiamato a esprimersi con una delle sue competenze, che è appunto quella di definire gli indirizzi che l'amministrazione deve avere nel... Sì. Ripeto, questa sera il Consiglio è chiamato a esprimersi secondo una delle sue competenze, che è quella appunto di dare degli indirizzi, di definire degli indirizzi
che servono poi per appunto queste designazioni di rappresentanti del comune. Il comune siamo prossimi già ad alcune scadenze, quindi per tempo è stato pensato di aggiornare quelli che erano gli indirizzi precedenti, ormai tanto datati, e non enumeravano fra di loro quelli che erano stati i principi e modalità che nel tempo sono stati introdotti da varie normative successive. Quindi questo ha voluto essere un aggiornamento di quelli che possono essere appunto principi e modalità necessari a queste nomine. Abbiamo qui in sala questa sera la dottoressa Costalonga, che ha esteso questo nuovo testo e che con molta attenzione e la sua solita cura ha cercato di ricomprendere un pochettino tutte quelle che potevano essere delle variazioni rispetto alla precedente, per aggiornarlo e per renderlo più trasparente e alla fin fine utile al sindaco, all'amministrazione per procedere a queste nomine. Il testo immagino che lo abbiate già letto, per cui siamo qua. Grazie Sindaco, prego le prenotazioni. Non vedo prenotazioni, allora rompo io il ghiaccio stasera con un intervento come consigliere comunale di Forza Italia. L'atto che il Consiglio è ora chiamato a votare è di estrema importanza. Segna infatti anche per il nostro comune la volontà di mettersi al passo con le norme sulla pubblicità e sulla trasparenza delle procedure di individuazione e di nomina dei rappresentanti del comune in enti e società. Un plauso quindi al sindaco e all'amministrazione per questa procedura, nell'auspicio che le migliori professionalità e competenze si mettano a disposizione per un servizio alla città di grandissima valenza civile e sociale. Ritengo però che questa novità sia anche un'occasione da non lasciarsi sfuggire per approfondire le finalità e i compiti degli enti di nomina comunale, per correggere storture e chiarire finalità in modo che i nuovi amministratori agiscano al meglio in vista del servizio e dei servizi da assicurare alla comunità cittadina. L'esperienza recente ci chiede una particolare attenzione per il Cesana Malanotti, il cui consiglio è in scadenza. Qui l'imperativo categorico è ricostruire legami forti, empatici e non solo burocratico-formali con l'istituzione cui la città affida i suoi anziani. Il Cesana è un IPAB, cioè un'istituzione di pubblica assistenza e beneficenza, ed ha assunto la configurazione attuale nel 1988 con decreto dell'allora Presidente della Regione Veneto Bernini. In un'unica IPAB confluivano 3 distinti enti cittadini, fino allora dotati di personalità giuridica, patrimoni e bilanci separati: la Casa di Ricovero, il Legato Malanotti e il Pensionato De Mori. In attesa che la Regione Veneto si doti di una legge organica sugli IPAB, l'assistenza agli anziani resta il fine primario di queste istituzioni, che a mio modo di vedere va perseguito con la massima attenzione, curando al meglio i servizi e l'assistenza forniti e avendo cura di assicurare la situazione di pareggio di bilancio. Qualcuno, lo so bene, mi potrà imputare una visione provinciale, incapace di guardare lontano e di scommettere su progetti ambiziosi. Ma lo dico con chiarezza: troppo delicato è il compito degli IPAB per lasciare che l'uno o l'altro, alla rinfusa e senza un chiaro riferimento di legge organica regionale, si lanci in una rischiosa sperimentazione di soluzioni futuribili per la gestione pubblica dei multiformi, delicati e complessi problemi del settore sociale,
come ha tentato di fare il Consiglio in scadenza e come si evinceva dal faraonico Piano Strategico 2017-2021 approvato dal Consiglio del Cesana il 29 novembre 2016. In quel piano la visione immaginifica di un grande futuro Cesana gettava in un unico calderone di tutto e di più, dagli asili nido fino a pressoché tutti i servizi sociali da sempre gestiti con efficienza dalle strutture comunali, dall'auditorium all'aperto per musica e teatro fino alle ville gentilizie cittadine da riconvertire in residenze a libero mercato per anziani autosufficienti e non. L'ambizione del Cesana di uscire dall'alveo delle sue funzioni tradizionali per diventare il motore di un nuovo sviluppo, anche occupazionale della città, era del resto chiaramente enunciata in uno scritto del 2018 dal presidente uscente. Può diventare il progetto del Cesana Malanotti, delineato nel piano strategico 2017-2021, se non il fulcro di un nuovo corale progetto di rilancio dell'intera città di Vittorio Veneto, almeno uno dei suoi principali vettori? In tutta sincerità io penso di sì. E per la prima volta, con quel piano, il settore sociosanitario diventa il driver dello sviluppo vittoriese. Insomma, l'aspirazione di una nuova connotazione da dare alla città, alla sua economia e ai suoi livelli occupazionali. Ma è questo il fine di un IPAB? A mio modo di vedere, sta qui tutta la grande contraddizione in cui è vissuta la gestione uscente del Cesana. E nel voler perseguire questa contraddizione a tutti i costi e con tutte le forze, ha finito non solo di veder crollare le sue aspettative come un castello di sabbia alla prima mareggiata, ma anche di isolarsi sempre di più dalla città che in quest'aula è rappresentata. Fino al punto di non ritorno, avvenuto col Consiglio straordinario del febbraio 2018, chiesto dai consiglieri di minoranza, Darè, Fasan, Sant'Antonio, Maset, Posocco e Saracino, e la cui mozione, volta a fermare l'annunciato tentativo del Cesana di incorporare per via legale la Fondazione Fender, veniva approvata all'unanimità dell'intero Consiglio. Fu in quella seduta che si veniva anche a sapere, dalla lettura del testamento dell'ingegner Fender, fatta dal consigliere Darè, che in ipotesi di scioglimento della Fondazione, il patrimonio della Fender si sarebbe dovuto devolvere alla Biblioteca Apostolica Vaticana. E qui non si può non ricordare un altro limite che ha reso difficile in questi anni i rapporti con il Cesana, vale a dire la sua propensione al ricorso alla via giudiziaria, anche per risolvere questioni di natura politico-amministrativa, dalla Fender all'ULS e fino alla conferenza dei sindaci, dimostrando nei fatti scarsa attitudine ad un funzionale, ordinato e costruttivo rapporto con le altre istituzioni locali. Devono far riflettere le ingenti somme che sono state inutilmente impiegate in questi anni per consulenze legali e azioni presso il TAR Veneto, di cui a tutt'oggi si sa poco o nulla. Ho ricordato quanto sopra perché senza memoria chiara e precisa di ciò che è stato non si può costruire al meglio ciò che ci sarà e ci dovrà essere. Il futuro del Cesana, il benessere dei suoi ospiti, che sono i nostri concittadini anziani, la serenità del personale impegnato nella loro assistenza, sono le cose che stanno a cuore a tutti noi, cittadini e Consiglio Comunale. Prego, De Antoni. Grazie Presidente, sono rimasto un po' colpito dal suo intervento, che mi sembra sia fuori dell'argomento che stiamo discutendo oggi, cioè se c'era da esaminare l'attività dei vari enti che sono in qualche modo controllati dal Comune o in cui noi nominiamo dei rappresentanti o in cui l'amministrazione nomina dei rappresentanti, questo è l'argomento di cui dobbiamo parlare oggi. Se vogliamo esaminare l'attività dei singoli enti lo possiamo fare, ma non è all'ordine del giorno, non eravamo preparati, io non ero preparato a fare osservazioni su questo intervento che lei ha fatto. Io solamente volevo dire che mi sembra che, e torno alla delibera
che dobbiamo oggi approvare. Mi sembra che gli indirizzi che sono stati indicati nella delibera e nell'allegato siano fatti molto bene, che vadano verso una maggiore trasparenza nella nomina dei rappresentanti delle amministrazioni nei diversi enti, che ci sia questo principio della pubblicità in maniera tale che tutti quelli che si sentono in grado di poter affrontare questi incarichi lo facciano presentando il proprio curriculum vitae con tutti i titoli e le esperienze che hanno fatto. Quindi questo è il senso della delibera di oggi, che io condivido pienamente. Faccio solo un piccolo auspicio. Ho visto che è pubblicato il bando per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori e è già uscito, entro una certa data devono presentare le nomine. Io mi auguro che nella nomina anche in queste cariche, diciamo, che non rientrano nel regolamento, negli indirizzi che stiamo esaminando oggi, ma si tenga conto di un principio che è riportato negli indirizzi che oggi approviamo, quando si parla che il Comune promuove l'equilibrio di genere nell'ambito della nomina dei rappresentanti in seno agli organi degli enti, aziende, istituzioni e società, cioè anche in questa prima nomina che non so se la farà il Consiglio Comunale, credo di sì, ma quando sarà il momento, si possa tenere conto anche di questo aspetto, cioè la parità di genere, che non deve essere proprio misurata all'ultimo, però di poter tenere conto anche di questo aspetto, che è un principio riportato in queste linee di indirizzo che io condivido pienamente. Grazie consigliere. Consigliere Darè, prego. Sì, ho visto, diciamo, il suo intervento come consigliere comunale, però voglio ricordare a quest'Aula che quando è arrivato, diciamo, il signor Castro nella figura di presidente ha illustrato il suo programma pluriennale del suo progetto, di cui abbiamo subito 90, mi pare, 2 minuti di intervento. Poi nei fatti abbiamo visto incarichi dati, diciamo, in maniera, secondo me, estremamente leggera, estremamente semplice, in cui ho fatto un dossier di circa 1.200.000 euro di carichi esterni dati dall'ente Ciasana. Credo che l'ULSS di Treviso non abbia fatto in tutti questi anni incarichi per tale importo. Quindi viene il sospetto che ci siano delle palesi irregolarità o comunque delle palesi, così, una leggerezza nella gestione. Voglio dire a tutti che però l'unico che ha mandato un dossier alla Regione del Veneto per competenza all'assessore Lanzarini è stato il mio, proprio a significare che la gestione non era, secondo me, una gestione oculata e risparmiosa nei confronti delle rette, perché i progetti faraonici mi possono andare bene, non mi possono andare bene quando i progetti faraonici sono invece allegati all'aumento delle tariffe. E ricordo, ho mandato alla Regione del Veneto in quanto ente pagatore, perché le rette le paga la Regione. Però in quest'Aula nessuno, spero, se c'è me lo dica, nessuno ha fatto la stessa cosa, perché penso che i soldi pubblici siano soldi che soprattutto devono avere una gestione oculata e risparmiosa, perché se sono tuoi puoi fare quello che vuoi, ma se sono della comunità penso che questo sia una cosa normale, anzi non dovrebbe anche, dovrebbe essere nella normalità la gestione oculata delle cose. Adesso io vorrei capire, quando ci saranno le nomine, perché ho visto oggi anche un articolo ieri sul giornale in cui bisogna essere, non mi pare che in questa gestione ci siano stati elementi dell'opposizione all'interno di questo CDA, o comunque che io non conosco, perché per l'amor di Dio, se erano miei rappresentanti, ma con me non hanno mai parlato, quindi penso abbiano rappresentato comunque qualche altra parte politica. Ma ripeto, perché sono così arrabbiato, tra virgolette,
e spero che questa possa essere una situazione, la delibera di questa sera, per poter influire e andare a vedere effettivamente cosa è successo in quel Cesana Malanotti. Perché tutto è normale e tranquillo. Io chiedo a lei, signor Sindaco, in questo istante, venga verificato quando questo CDA, il CDA Castro, si è insediato, quanti soldi aveva in cassa e quanti soldi ci sono adesso. Chiedo ci sia, che non deve essere i revisori, ma che ci sia una società di revisione esterna che faccia questo controllo. Perché è doveroso per i cittadini e soprattutto per chi paga le rette, deve avere soddisfazione se sono stati spesi bene, sono stati spesi male. Secondo me ci sono dei punti interrogativi che vanno chiariti. Grazie. Grazie, consigliere Darè. Altre prenotazioni? Consigliere Gomiero, prego. Buonasera ancora. Non siamo qua a discutere l'operato del Cesana, delle farmacie e degli altri enti pubblici. Siamo qua a discutere un regolamento per partecipare al bando di presentazione che poi il sindaco, non so come funziona, sceglierà le persone politiche o non politiche, perché adesso qua il problema è capire. Mettiamo là ancora un altro politico che non sa neanche come funziona la casa di riposo. Nel caso del senatore Castro, persona sicuramente preparata, però i risultati non sono quelli che chi l'ha messo là si sperava, quello è poco ma sicuro. Soprattutto era una rivalità politica tra lui e il nostro consigliere comunale per, non so neanche dire, distruggere la Lega Vittorio Veneto, cacciare tutti quelli che ci sono stati là. E allora se ogni amministrazione, come succede in America, caccia quello che ha fatto il precedente, qua ragazzi è meglio che ce ne andiamo a casa e lasciamo il comune commissariato, arriverà qualcuno e deciderà lui per noi. O siamo persone corrette e serie e ammettiamo gli errori fatti, perché questi anni di gestione là, come in altre parti, io non discuto, io non entro in merito di quello, non ho le carte in mano, non entro in merito, ma quei poveri disgraziati che si sono visti arrivare a casa di citazioni da procure, da Guardia di Finanza e destra e sinistra non sono sicuramente contenti. Molti di loro non faranno assolutamente più politica, qualcuno di loro ci sta rimettendo con la salute, quindi piano a fare ste nomine, ma soprattutto piano a calpestare chi c'è stato prima di noi, perché venire qua per prendere 10-20 euro non prendere niente e trovarci anche in difficoltà fra qualche anno con qualcuno che ti bussa a casa a dirci tu i soldi li hai sperperati, non mi sembra una cosa giusta. Comunque non entro in merito a questo e ho finito. Voglio solo capire su sto regolamento un passaggio che mi è saltato alla mente. Obbligo dei nominati, revoca e decadenza degli incarichi. È possibile, visto che noi nominiamo il CDA di quell'istituto e poi quello lì fa quello che vuole. Qui c'è scritto la revoca dei rappresentanti del comune di competenza del sindaco e da questi è disposta articolo 50 e via dicendo. Venire meno uno dei requisiti previsti per la nomina, sopraggiunta in contabilità decreto legge del 2013, in osservanza degli obblighi. Ma chi decide questo? Il comune non è mica un'avvocatura dello Stato, non è mica una Corte dei Conti, non è mica un coso che decide come far decadere. E questo qua è un passaggio importante su tutto questo, perché quando tu hai messo là una persona, anche se ti viene in mente di tirarlo via o di cacciarlo o di sostituirlo, devi motivare perché lo sostituisci. Può il comune essere in grado di motivare per la sostituzione di queste persone? E non parlo di quell'ente lì, di tutti gli enti in cui andiamo a nominarli, perché poi succede che lo metti là, è bello all'inizio, marito e moglie vanno d'accordo i primi 6 mesi e dopo non vanno più d'accordo, ma quelli lì vanno a casa sua ognuno, se non si ammazzano come succede in questi tempi qua. Però qua rimane là 5 anni e te lo tieni là 5 anni, quindi sto regolamento ben venga, penso sia fatto bene, penso che ci sia scienza e coscienza nel scegliere le persone che andranno a far parte di questa cosa qui, ma voglio anche capire se a noi consiglieri comunali, in maggioranza o in opposizione, in accordo, possiamo far recedere, non sia solo il sindaco, la presidenza o la consigliatura di questi enti che andiamo a votare. Grazie. Grazie, consigliere Gomiero. Altre prenotazioni?
Sindaco? No? Sì. Prego, Sindaco. Ci siamo allargati un pochettino anche i corollari dopo di questo tema principale. Male non fa, siamo qua per parlarci fra di noi. Quindi comunque male non fa. Prendo nota delle istanze che sono pervenute. Relativamente alla richiesta del consigliere Gomiero, io presumo che la risposta sia no. Magari la spiegazione strettamente legale per questo no, magari meglio di me potrebbe darla la vice segretario dottoressa Paolo Costalunga, se non il segretario, insomma, che ci hanno assistiti nella stesura di queste norme. Cioè lui chiede, il consigliere, sì, se dai una spiegazione legale, perché secondo me è no, purtroppo, forse purtroppo, però. Allora, sì, scusate. Allora, se ho ben capito, chiede una spiegazione in relazione alla possibilità di... Sì, ovviamente le ipotesi di revoca e decadenza sono qui indicate. È chiaro che ovviamente al verificarsi di ciascuno dei presupposti la risposta potrebbe essere sì o potrebbe essere no, in relazione al tipo di comportamento omissivo o contraddittorio rispetto a quelle che sono le prescrizioni dettate proprio dall'articolo 9. È chiaro che se viene meno uno dei requisiti previsti nella norma, verrà ovviamente data sempre la possibilità di un contraddittorio al diretto interessato e dopodiché, in caso di venir meno di quei requisiti che erano stati indicati nell'avviso iniziale, gli verrà contestata ovviamente la revoca o la decadenza. Stessa cosa vale nel caso di quelle che sono le incompatibilità di cui è l'articolo 39 del decreto legislativo 39, uguale anche per l'inosservanza degli obblighi e delle norme stabilite da questo regolamento. E infine quei comportamenti, questa obiettivamente è la più difficile da spiegare, è l'ultimo, diciamo così, fattispecie, i comportamenti contraddittori ed omissivi o in osservanza degli indirizzi politico-amministrativi dell'ente. Chiaro che questo presuppone che alla base siano stati esplicitati questi tipi di comportamenti in assenza di una, diciamo così, predeterminazione dei comportamenti che questo doveva tenere. Obiettivamente è difficile contestare un'inosservanza a questi comportamenti. Comunque la risposta in relazione al regolamento credo non sia no, credo sia dipende, come molte volte succede. Sì, però... Prego. Ma in Italia dipende, appena detto il consigliere De Bastiani, che è stata revocata la revoca a una consigliera su determinati motivi e in base a che? No, mi scusi. È stata revocata l'incarico di presidenza. In base a che? L'ha deciso il Consiglio Comunale? C'erano, a distanza di 5 anni di quella revoca lì, non sappiamo ancora se aveva torto o ragione, se aveva commesso infrazioni all'interno di quella casa di riposo, perché ho seguito passo passo, come molti miei colleghi, tutti i passaggi che siamo riusciti a vedere, e a distanza di 5 anni qua ci sono solo rivalità politiche e basta, non rivalità effettive. Forse speriamo che prima o dopo un giudice risponda su tutto questo, ma lo vorremmo sapere, perché se no chi va a prendersi la briga là, se alla fine di questo mandato io pianto un bel casino a chi è là dirigente e dico te ne vai e ti mando in Corte dei Conti per questo e questo. Tanto in Italia si può stare là anni nei tribunali, poi manca solo il Covid, sta roba qui, me lo dicono gli avvocati, non finisci più le cause e non sai ancora se hai torto, se hai ragione, cosa hai commesso e cosa hai sbagliato. E là il problema di dare questi incarichi qua. Speriamo bene che sti regolamenti o sto regolamento nuovo qua sia esaustivo relativamente e che si possa capire di gestire in modo corretto, perché a noi interessa gestire in modo corretto, non politico,
queste attività, questi enti che il Comune delega, queste persone delegate dal Comune alla dirigenza di questi enti. Grazie. Sì, un secondo. Grazie consigliere Gumiero per il suo secondo intervento. Prego Sindaco. No, in merito a questo ultimo punto, è chiaro che il Consiglio Comunale potrebbe, a fronte di una cattiva gestione, di una pessima gestione, di un dubbio sulla gestione, potrebbe anche intervenire di imperio mutando quello che era stata la sua decisione. E la difficoltà è che un Consiglio Comunale non riesce a fare la valutazione richiesta, non è nelle sue prerogative, non è nelle sue capacità di poterlo fare, perché la controparte può dimostrare invece che era necessario quello che è stato fatto, potrebbe dimostrarlo in tanti modi, per cui è difficile per un Consiglio Comunale indagare il perché di comportamenti, è per quello che ti avevo detto di no. Poi, secondo questo regolamento qua, invece, certamente sì. Va bene, grazie Sindaco. Consigliere D'Arè, prego. No, ritorno sempre sulla questione, perché voglio ricordare che sulla questione è entrato nella gestione del Cesana e ha smantellato subito il Cesana Servizi, non si è più avvalso dell'insieme si può, quindi con assunzioni dirette del personale, quindi con aumenti dei costi, che sono sicuramente, e soprattutto con una mancanza di sostituzione, soprattutto nel momento del Covid, perché non c'erano gli operatori, anche perché il Cesana Servizi e l'insieme si può avevano ampio margine per poter intervenire, diciamo, con il personale. Ma ritorno ancora nel merito, voglio ricordare che l'azione giudiziaria che ha intrapreso il Presidente quando si è insediato è stato quello di inviare 14 milioni di euro alla Presidente, 6-7 milioni a consigliere dell'ente, uno ne ha preso 6 e su un periodo in cui non era neanche membro del Consiglio. Questa è stata la gestione oculata di questo fenomeno, perché questo è un fenomeno. Io adesso voglio chiarezza, perché da qua vado direttamente in procura. Grazie. Grazie consigliere D'Arè. Altri interventi? Consigliere Denardi, prego. Grazie Presidente. Io, come ho detto in Commissione, a parte quella piccola modifica sulla quale abbiamo concordato tutti quanti, relativa all'articolo 4, non ho nulla da dire sul regolamento, che anzi mi trova particolarmente d'accordo, in particolare in 2 punti, che di fatto intervengono su problemi che si erano già verificati in passato in alcuni casi di nomine che erano state fatte. Mi riferisco in particolare alla necessità di competenze precise e adeguate in relazione alle caratteristiche della carica da ricoprire e all'obbligo, diciamo così, che si prevede nei confronti dei rappresentanti comunali a partecipare alle sedute della rappresentanza politica e amministrativa di questa città quando a essi venga richiesto. Ricordo che in particolare si era in passato verificato il caso di qualcuno che si è rifiutato più di una volta, nonostante richiesto, di partecipare alle sedute, ad esempio del Consiglio Comunale, per illustrare la situazione del proprio ente. E quindi circostanza, insomma, sicuramente non positiva e non apprezzabile, e
tanto che rientra ora negli obblighi espressi per i nominati quello appunto di relazionale, di partecipare e di intervenire alle sedute. In questo senso quindi ribadisco il mio totale apprezzamento per la scelta nel merito di come è stato redatto questo regolamento. L'unica cosa, la revoca non viene fatta dal Consiglio Comunale, viene fatta dal Sindaco, quindi in ogni caso non è che viene informato il Consiglio Comunale, ma non è che si fa una discussione qui in Consiglio Comunale sulla revoca, consigliere. Quindi vabbè, quello che avviene prima della decisione sono fatti di chi la decisione la deve assumere e se ne assume le conseguenze e le responsabilità e le scelte. Come avviene lo sa chi poi firma il provvedimento. In questo caso non avviene con discussione consigliare, questo sto dicendo. A riguardo della responsabilità, a me sinceramente il ragionamento poverini prendono 20 euro e gli facciamo anche poi i problemi, sinceramente mi va bene o non mi va bene, nel senso che anche assumessi gratuitamente una carica, la assumi con gli onori e gli oneri conseguenti e tutte le responsabilità che ci sono. Lo vuoi fare? Ti ringraziamo perché lo fai, soprattutto se lo fai gratuitamente. Non lo vuoi fare perché non te la senti, perché non sei preparato, perché hai paura delle conseguenze, non lo fai. Però non è che perché io accetto di fare qualcosa, vabbè, allora a quel punto nessuno deve più dirmi niente. E questo lo sto dicendo a prescindere, sto parlando di chiunque. Da chi incassa 0 euro stabilmente a chi prende 20 euro l'anno, 30 euro l'anno, 50 euro l'anno, 10.000 euro l'anno. Non è una questione di quanto uno ottiene come monumento dall'attività che fa. A maggior ragione se incassa tanto, ovviamente è chiaro che dobbiamo ancora di più chiedere conto di quello che fa. Ma non è che perché uno prende 20 euro a seduta, allora basta, fa quello che gli pare e nessuno deve dirgli niente. Se no, ribadisco, se non se la sente, se non può, se non sa, se ha paura, se non vuole, il problema del fatto che tantissimi non vogliono assumere l'incarico di sindaco è evidente in questo paese. Però a mio avviso, lo dico tranquillamente, la proposta che è stata fatta negli ultimi giorni di elevare, di equiparare i sindaci ai consiglieri regionali è completamente sbagliata. È il consigliere regionale che prende troppo, a mio avviso, rispetto al sindaco. Semmai farei l'inversione, quella sì, ma non il contrario. Allora, a prescindere dal fatto che non può essere mai un ragionamento legato al fatto prendi poco per cui dobbiamo toglierti ogni responsabilità, perché la responsabilità l'hai anche quando lavori gratuitamente, insomma, sono scelte personali che uno fa e che si assume in piena consapevolezza. Se poi non è consapevole di quello che va a fare, allora il discorso è completamente diverso e è molto più pericoloso. Grazie, consigliere De Nardi. Consigliere Balliana. Sì, grazie. Allora, a me sembra che c'è sempre un imbarazzo quando andiamo a parlare degli enti o dell'operato degli enti o delle aziende che appartengono direttamente al Comune di Vittorio Veneto, e penso che questo, almeno lo noto da parte di qualcuno, c'è sempre stiamo attenti a cosa diciamo. Secondo me invece è giusto che sia l'organo consigliare, l'assemblea consigliare. Mi sembra ogni tanto nell'area, ecco. E invece io sono dell'idea che è proprio l'assemblea consigliare, noi amministratori chiamati in questo ruolo, a poter dibattere con franchezza, a dire le cose che ognuno di noi pensa sia doveroso dire, senza nessuna perplessità rispetto ai rappresentanti del comune in questi organi. E per questo io sulla discussione del Cesana che è emersa questa sera non vedo nulla di scandaloso,
anche perché lo sappiamo tutti che le scadenze imminenti sono quella del Cesana e quella della Vittorio Veneto Servizi, quindi non è che possiamo dire ai consiglieri voi non potete parlare di questo, cioè vabbè siamo fuori tema, ma voglio dire, viva Dio, siamo consiglieri comunali, non siamo venuti qua per parlare solo delle righe che sono scritte nel testo, quindi anche se c'è un dibattito in aula di questo genere non vedo quale problema potrebbe generare. Detto questo, noi accogliamo positivamente l'adeguamento degli indirizzi relativi alla nomina dei rappresentanti del Comune presso enti o aziende direttamente o indirettamente collegate al Comune, come da adeguamento al testo unico sugli enti locali. Ritengo appunto tuttavia fondamentale che oltre agli aspetti di carattere procedurale per la nomina dei rappresentanti negli enti, sia prioritario e di maggiore responsabilità per il Consiglio Comunale analizzare e approfondire gli aspetti legati alla programmazione e agli obiettivi che codesti enti o società sono chiamati a perseguire per la salvaguardia e potenziare i servizi alla persona. E spero che a breve, proprio per questo, giunga, e non so se sia già arrivato in Comune, la relazione conclusiva sull'attività svolta nel corso del mandato del Consiglio di amministrazione del Cesana Buonanotte, che è in scadenza, in modo da poter analizzare gli obiettivi che il prossimo CDA si potrà dare. Senza entrare nello specifico della gestione degli ultimi 5 anni, anche perché, voglio dire, forse dopo aver letto la relazione potremo eventualmente entrare proprio nel merito specifico, anche se accolgo le osservazioni fatte dal consigliere Darè e gran parte delle osservazioni le condivido per quello che ho potuto percepire dall'esterno naturalmente. Mi sembra doveroso almeno richiamare l'attenzione del Consiglio sul fatto che dopo questo lungo periodo di crisi sanitaria ed economica, noi come amministratori della città di Vittorio Veneto abbiamo l'obbligo di seguire in modo continuativo e supportare l'ente in tutte le scelte che gli permetteranno di riprendere appieno e con grande risalto la propria attività al servizio dei cittadini. Diventa difficile a questo punto non ricordare il periodo della prima ondata di pandemia, che per l'IBAB vittoriese, come per altre case di riposo, è stato un dramma che ha visto coinvolte molte persone, purtroppo anche decedute, i loro familiari e tutto il personale dell'istituto, nonché l'intera comunità vittoriese. Purtroppo le IPAB in generale stanno ancora subendo i danni di questa tragedia in termini di diminuzione di ospiti che accedono alla struttura, e questo è da capire se è un trend che lascia spazio a nuove forme di assistenza magari, perché viene da valutare anche questo, e anche la carenza di personale infermieristico specializzato che è stato per gran parte assorbito dal sistema sanitario e quindi dagli ospedali. Stessa cosa mi permetto di dire, se non di più, per quanto riguarda la partecipata del Comune di Vittorio Veneto al 100%, la Vittorio Veneto Servizi, della quale è doveroso che gli obiettivi strategici siano dettati in questa assemblea. Penso che come amministratori della città di Vittorio Veneto siamo chiamati a partecipare in modo attivo e delineare gli indirizzi fondamentali per garantire lo stato di salute dell'azienda attraverso la discussione delle scelte della programmazione, appunto, ripeto, in questa assemblea. E qui un'ultima considerazione che voglio fare è che molte volte questi enti o queste aziende sembrano staccate, tra virgolette, dalla città. Quindi secondo me dobbiamo riconquistare questo, tra virgolette, sempre nell'autonomia di chi gestisce questi enti, però insomma dobbiamo anche supportarli da un punto di vista anche politico. Grazie. Grazie, consigliere Bagliana. Allora, sulla scia dell'intervento della consigliera Bagliana, allora faccio anch'io il mio secondo intervento stasera come consigliere comunale di Forza Italia e vado a parlare di un secondo ente, nonostante il consigliere Di Antoni mi abbia detto che sono fuori tema, ma questo regolamento, consigliere, va applicato agli unici due enti in cui il sindaco può nominare gli amministratori e il consiglio di amministrazione, quindi penso che fuori tema non siamo proprio stasera. Allora, oggetto di rinnovo sarà anche il vertice della Vittorio Veneto Servizi, società partecipata al 100% del Comune e quindi patrimonio del Comune anche sotto l'aspetto giuridico. Nell'imminenza del rinnovo del suo vertice,
ritengo opportuno formulare alcuni spunti di riflessione al Consiglio Comunale, che, ricordiamolo bene, è l'organo funzionalmente competente a decidere in materia di patrimonio dell'ente comune e quindi a formulare gli indirizzi sull'attività della partecipata come primo passo procedurale e che poi devono essere portati nell'assemblea societaria da chi ha la rappresentanza dell'ente, vale a dire il sindaco o un suo delegato. Il Consiglio Comunale, e qua mi riaggancio a quello che ha detto la consigliera Balleana, deve quindi riacquisire la centralità che gli compete sull'attività della Vittorio Veneto Servizi, non limitandosi ad approvare il bilancio consuntivo della società, ma determinando anche con propri provvedimenti gli obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale della società controllata, chiuse virgolette, come espressamente previsto dall'articolo 19 del testo unico sulle società a partecipazione pubblica e come evidenziato anche nella relazione ispettiva della Ragioneria Generale dello Stato a seguito della nota verifica amministrativa contabile del 2018. Anche da questi rilievi si deduce quanto debba essere pregnante l'attività di controllo e di indirizzo sulla partecipata da parte del Consiglio Comunale stesso e ci ricorda anche i doveri e le competenze del Consiglio in materia di patrimonio comunale, quale è la Vittorio Veneto Servizi. Abbiamo appreso con stupore dalla tribuna di martedì scorso che la partecipata, per di più in fase di scadenza dei vertici in carica, leggo testualmente, sta preparando una nuova attività importante a San Giacomo, dove ha allo studio la possibile ristrutturazione dell'ex scuola elementare Sauro, dismessa una quindicina di anni fa, e dove trasferire la farmacia comunale di San Giacomo, chiuse virgolette. Quando il Consiglio Comunale ha dato indirizzi in tal senso, è la Vittorio Veneto Servizi che individua la destinazione e la ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale, quindi patrimonio del Comune, quindi competenza funzionale esclusiva del Consiglio Comunale. È la Vittorio Veneto Servizi, patrimonio del Comune, a decidere operazioni straordinarie come la ipotizzata nuova farmacia di San Giacomo. Credo che anche qui si debba provvedere alla ricalibratura di un diverso modo di operare e che ridia al Consiglio Comunale il ruolo di indirizzo decidendo preventivamente le attività societarie eccedenti all'ordinaria amministrazione. In particolar modo le operazioni di consistente impegno economico-finanziario, quali quelle intraprese negli ultimi anni dalla società nell'ottica di un'attività espansiva di fatto avviata dalla partecipata stessa. Certo, la gran cassa mediatica che da oltre un anno ha elevato la Vittorio Veneto Servizi al rango di cassaforte del Comune non facilita le riflessioni. I circa 100.000 euro provenienti dagli utili che l'azienda trasferisce mediamente di anno in anno alle casse comunali sono oltretutto una boccata di ossigeno, ma non certo una somma tale da giustificare l'immagine retorica della cosiddetta cassaforte del Comune. E siamo certi che i trasferimenti al Comune ci saranno sempre e in tale misura? In un'intervista all'Azione del maggio scorso, l'amministratore unico anticipava, in vista della chiusura del bilancio 2020, che andrà registrata una flessione, seppur lieve, del fatturato e anche l'utile netto sarà più basso. Questo per il bilancio 2020. Poi verrà il 2021, in cui entreranno due nuovi fattori di incidenza, la cui incidenza è tutta da valutare. La nuova farmacia privata, questa di Cozzuolo, quindi un soggetto in più presente sul mercato cittadino, e la farmacia dell'Alpago presa in carico dal 1° gennaio e sulla quale a tutt'oggi non si sa altro che un succinto, è un ambiente diverso da quello vittoriese, lo stiamo monitorando, vedremo al termine del primo semestre la situazione, pronunciato sempre dall'amministratore unico della citata intervista all'Azione. Ci sarebbe da fare anche una riflessione, ma il discorso ci porterebbe lontano, sulle nuove forme di commercio che certamente avranno riflessi sulle farmacie, in particolar modo sui prodotti parafarmaceutici, per capirci Amazon, che sta già avendo effetti consistenti sui prodotti
parafarmaceutici, ma in futuro, non troppo lontano, potrebbe avere effetti anche sui farmaci da ricetta. Queste sono le riflessioni che mi sentivo di dover fare qui in Consiglio, per rappresentare i dubbi e le preoccupazioni sulle modalità decisorie di una fase espansiva e di consistenti investimenti della partecipata, che pur essendo giuridicamente una società di diritto privato, è comunque patrimonio del Comune e quindi deve valutare con i piedi di piombo le possibili ricadute della sua attività d'impresa, che sarebbe forse meglio assicurata da formule gestionali, collegiali e condivise. Prego, Sindaco. Relativamente al secondo argomento della serata, che sembra essere quello della Vittorio Veneto Servizi, voglio dire che l'amministrazione partecipa, condivide e progetta assieme alla Vittorio Veneto Servizi. Non è un corpo estraneo, non è autoreferenziale e ho l'impressione che lavori per il Comune di Vittorio Veneto con, mi pare, sufficienti capacità manageriali. Non è come nel primo caso, ecco, che abbiamo trattato questa sera. Consigliere Baliana, prego. Sì, no, rispetto alle dichiarazioni del sindaco, forse anche nel mio intervento, anche quello del consigliere Sant'Antonio, si evidenziava il fatto che molte volte forse l'amministrazione sarà, lei sindaco sarà chiamato continuamente a partecipare, immagino, alle decisioni, questo prendo atto e va bene, però alla fine è il consiglio comunale che deve dare gli indirizzi, non è il sindaco, capisce? La differenza è un po' questa, no? Allora è in questa assemblea che almeno gli indirizzi strategici devono essere valutati, votati, lo facciamo quando c'è il bilancio, però se devo essere proprio sincera anche se devo anche essere sincera, l'operazione dell'Alpago mi sembra non sia passata in anticipo in Consiglio Comunale, ma sia stata una scelta fatta naturalmente, immagino, anche con il suo coinvolgimento direttamente dall'amministrazione della Vittorio Veneto Servizi. Era un po' questo il punto, che secondo me il Consiglio Comunale deve un po' rinvestirsi del proprio ruolo, ma non tanto per criticare o mettere i puntini sulle i, o secondo me anche per aiutare, tra virgolette, perché il caso del Cesana noi dobbiamo aiutarlo da un punto di vista anche dell'immagine, del rilancio, voglio dire, questo è il problema, e anche per la Vittorio Veneto Servizi, ecco, mi fermo, grazie. Grazie, consigliere, prego. Prego, Sindaco. Sì, mi sembra di ricordare, Mirella, che un passaggio tecnico in Consiglio Comunale ci fu. Era per un particolare... Sì. Se vuoi parlare invece dell'indirizzo generale su cui muoversi, quello se ne discute quella volta all'anno che vediamo, e poi tra un anno e l'altro si segue più da vicino, no? Le opportunità anche che passano. Altri interventi?
Bene, dichiarazione di voto. Nessuna dichiarazione di voto? De Bastiani, prego. Sì, dichiarando il nostro voto favorevole, non sono intervenuto nella discussione che ha un po' esondato, no, il tema della delibera. Però comprendo anche i motivi, insomma, no? Perché ci sono situazioni, tensioni che viaggiano così sotto vento e che questa sera sono un po' emerse, evidentemente dimostrando che c'è una necessità di confrontarsi su queste cose. E quindi io invito l'amministrazione in qualche modo di riportare i temi che abbiamo affrontato e che vedo ci hanno visti su posizioni contrapposte, ma però tutti quanti coinvolti, di portarli al dibattito di questa aula, perché sono istituzioni importanti. Sicuramente il Cesana è un'istituzione di grande rilievo, di grande importanza, che non interessa tra l'altro solo il nostro comune, ma tutto il territorio, no? E torniamo al discorso di prima della vocazione che deve avere la nostra città rispetto a un'area più vasta. E la Vittorio Servizi, che è comunque un fiore, è sempre stata fin dai tempi, no? Un fiore all'occhiello, e che è un'istituzione a cui penso tutti quanti noi teniamo. La politica purtroppo negli anni non ha giocato un buon ruolo su queste. Mi dilungo sulla dichiarazione di voto perché non sono intervenuto prima, ma ho visto che stasera siamo andati tutti quanti un po' a briglie sciolte. La politica non ha probabilmente giocato a favore né dell'una né dell'altra. Io mi ero sempre appellato e avevo sempre invocato, per esempio, la presenza di un elemento di minoranza sul CDA del Cesana Malanotti, così come nel CDA della Vittorio Servizi quando esisteva il CDA. E non è tanto perché, secondo me, in quel caso noi avremmo voluto la nostra piccola fettina di potere all'interno dell'istituzione. È perché, secondo me, un elemento che rappresenta, che fa riferimento, non dico che rappresenta, che fa riferimento alle minoranze, secondo me giova intanto per rendere più trasparente tutto l'operato degli enti e per garantire così un dibattito, un confronto più sereno. Quante cose non abbiamo saputo o non saputo per sentito dire, no? Si sa, si dice, qualcuno dice che viene fatto questo, viene fatto l'altro, però se i CDA sono blindati, ovviamente la minoranza, che in questo caso siamo noi, ma in un altro momento sarà qualcun altro, è esclusa completamente dalla conoscenza della gestione. È per questo che secondo me sarebbe anche da valutare il discorso di ripristinare un piccolo CDA per la Vittorio Veneto Servizi, ma non lo dico perché ho sfiducia nell'attuale presidente, perché secondo me una cosa allargata fa sempre meglio che una gestione chiusa e singolare. Dichiarazione di voto. Favorevole, l'ho detto all'inizio. Grazie. Consigliere Rosset, prego. Grazie Presidente. Nella dichiarazione di voto io mi attengo esclusivamente a quello che è il punto all'ordine del giorno. Per noi questo qui è un buon indirizzo. Condivido in pieno il punto numero 6, che bisogna presentare le candidature.
perché giustamente, come diceva la consigliera Denardi, nessuno viene incatenato e messo in un posto, si sceglie e quindi quando si sceglie si assumono sia gli onori che gli oneri, quindi le persone si rendono responsabili. Per noi questo è un buon indirizzo per le nomine delle consociate e noi voteremo a favore. Grazie. Grazie consigliere Rossetta. Consigliere Varaschin, prego. Buonasera, grazie Presidente. Preannuncio che il nostro voto sarà favorevole a questo regolamento e mi auguro che a bocce ferme, con un po' di sangue freddo e un po' di calma, si possa fare il bene dei cittadini vittoriesi, discutendo con calma di tutto quello che riguarda sia il Cesana che Vittorio Servizi. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Bene, passiamo alla votazione della delibera. Favorevoli? Mi sembra l'unanimità. Contrari? 0. Astenuti? 0. Quindi la delibera è approvata all'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Contrari? 0. Astenuti? 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Grazie a tutti. Buonanotte.